Allora ringrazio il professor Giampiero Avruscio per questo video amatoriale che ci ha mandato, perché oltre a fare il primario ed essere anche il primario dei primari d'Italia, il presidente dei primari d'Italia, fa comunità, cerca di socializzare, mette quella goccia famosa nell'oceano per cercare di migliorare la qualità della vita non solo all'interno degli ospedali ma anche fuori, ed è molto importante. È importante perché è quello che sto cercando di fare anch'io con voi. Oggi, sabato 27 luglio, sarà l'ultimo sabato con Mirella per questo lungo anno che abbiamo passato assieme. Io vi ringrazio tantissimo, in tantissimi veramente ci avete seguito, ci seguite, abbiamo degli ascolti incredibili. Grazie proprio a questa socializzazione che abbiamo fatto, a questa grande famiglia che si unisce, che parla, che fa le riflessioni, che critica, ma sempre, devo dire, con un buon senso incredibile da parte di voi ascoltatori e ascoltatrici. Tanto è vero che i miei ospiti quasi sempre dicono: ma che bello venire nella tua trasmissione, ma che bello confrontarsi con i cittadini. Capite che è importante parlare, di non stare zitti, perché io ho detto tantissime volte, questo silenzio è quello che ci ha ucciso. Il mio vo combatta, il mio parlo, ho paura, la paura che non si sa ancora di cose, di chi, ma che c'è e che regna sovrana. E questo ci fa chiudere e non fa assolutamente bene. Perciò veramente grazie a tutti voi. Vi voglio tanto bene, spero di rivedervi tutti a settembre, il 2 settembre quando inizierò, e adesso presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, secondo mandato centro-sinistra. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui, veramente grazie. E saluto anche collegata da Vicenza l'avvocata Alessandra Bocchi, penalista, esperta in abusi e vittime di reato. Allora, io Buongiorno, grazie Mirella per il suo graditissimo invito, come sempre lo accetto. Avvocato o avvocata? Aspetta che non sbagliamo. Ecco, allora lì c'è tutto un dibattito. A me avvocata non piace personalmente, però sono anche vicepresidente delle pari opportunità al mio ordine e dicono che dobbiamo parlare di avvocata. A me piace di più, semmai, avvocatessa, come dottore, dottoressa, però ormai si sente di tutto. Le vie del Signore sono infinite, dico io. Comunque io chiedo sempre, perché è giusto anche rispettare il parere e quello che pensa una persona che vuole essere chiamata, ecco, e penso il rispetto sia doveroso ai miei ospiti. Io partirei proprio da lei. Allora, avvocata? Sì. Avvocata Bocchi, cosa sta succedendo a noi donne? Io ho avuto
diversi giudici, ho avuto anche presidenti di pari opportunità, ho avuto donne abusate, ho avuto figli di donne e figlie di donne abusate, però non ne veniamo fuori. Noi continuiamo a fare le panchine, io dire la verità, avvocata, ne ho 2 scatole di panchine, non riesco neanche più a capire che panchine sono bianche, rosse, gialle, celesti, perché non vedo ancora il dopo panchina. Cioè io vedo la panchina, però dopo cosa capita a queste donne? A chi si rivolgono? Hanno il coraggio di farlo? La legge le protegge veramente? O anche questo codice rosso, come ha detto l'avvocato ieri che ho avuto Riponti, ha delle lacune, ci sono leggi ma non vengono applicate? Cosa sta succedendo? E noi siamo sempre allo scoperto purtroppo. Prego, avvocata. Allora, il codice rosso, per carità, potrebbe essere oggetto di grandi critiche tanto quanto lo è la riforma Cartabia, ma io credo che invece sia un grande strumento di aiuto e di tutela per la donna che però vuole uscire dalla situazione, perché guardi Mirella, il nostro problema, io credo, io sono anche legale del centro antiviolenza, lo sa, come volontaria vado e ascolto tante persone che hanno bisogno. Per carità, poi bisogna distinguere, c'è chi ha bisogno, c'è chi invece magari capitano anche situazioni che gonfiano nella separazione, può succedere di tutto. Io quello che noto però ultimamente, le dico, è un'assenza di libertà della donna, perché la donna, anche se viene poi messa nella casa rifugio, come proprio ieri, guardi, mi hanno comunicato che una mia assistita in una casa rifugio, struttura protetta, la sera dovrebbe consegnare il telefono, dormire per evitare appunto che lui la senta, già ci sono tutti i vari divieti di comunicazione. Cosa fa? Lascia il telefono ma tiene la SIM perché poi la utilizza in un altro telefono che occulta. Allora io dico, qual è il problema di questa signora? Il problema è che non è una donna libera, perché non nasce, non cresce, probabilmente la famiglia, il contesto, lo stato da cui proviene non le consentono di fare quell'assalto mentale in cui prima di tutto noi siamo donne, siamo mamme, poi viene tutto il resto. Quindi se c'è una situazione di uomo maltrattante, faccio un passo indietro, sono appunto in struttura protetta, non ho bisogno di sentirlo, però se la donna non è libera non riesce a capire quanto importante è la non dipendenza, perché si parla di situazioni in cui la dipendenza dall'uomo maltrattante, che magari non si conosce da anni, che magari è la figura unica di riferimento, donne che non hanno un lavoro, perché poi sa, situazioni sono sempre le più difficili, donne che non hanno un'autonomia economica, che non hanno la possibilità magari anche di comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in quel momento. Cosa fanno? Si rifugiano sempre da quella che è la situazione grave, di pericolo, e per la quale magari loro hanno con forza e con difficoltà denunciato. Quindi è un problema anche di matrice culturale, secondo me, cioè manca ancora tanto, ma dobbiamo fare dei passi che consentano alla donna di comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché a volte loro, anche la casa rifugio ad esempio, la vivono come se fossero loro in carcere, non comprendono che invece sono state salvate da questa realtà. Senta, avvocata Bocchi, forse abbiamo già parlato con lei di questo e vorrei poi sentire anche il sindaco Barbierato, ma non è il caso di rivedere questo rifugio protetto, invece portare via la donna? Lei lo sa come la penso. No, perché è inutile. Io capisco queste donne che si sentono in carcere. Anch'io mi sentirei in carcere, non mi sentirei libera in una casa rifugio che non conosco, avrà tutte, per carità, tutti i comfort che si dice, ma perché non viene portato via l'uomo maltrattante, avvocata Bocchi? Ma perché ancora nel 2024 dobbiamo traumatizzare queste donne dopo quello che hanno subito, i loro figli, traumi incredibili, e lasciamo l'uomo nella sua casa? Ma stiamo scherzando? E qua si parla di codice rosso, di leggi che non vengono applicate, di braccialetto, però la donna dopo quello che ha passato ha ancora traumi, tanto è vero che lei, l'ha detto lei, avvocata, non riescono ad accettare questa casa, per loro è una prigione, e sono perfettamente d'accordo con queste donne perché non è la sua casa, devono rivedere tutti i loro legami, le loro abitudini, la loro quotidianità,
dopo essere state maltrattate, violentate, struppate, di tutto e di più. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco Federico Barbierato, perché poi queste donne molte volte arrivano dal sindaco, perché lui è responsabile della salute dei cittadini, dopo riescono a fare anche qualche denuncia. I servizi sociali, che io ho molti dubbi, ma non per colpa dei servizi sociali, ma per come sono strutturati, e chiudono al venerdì alle 13 quasi tutti, vai a trovare il lunedì. Prego, sindaco Barbierato. Buongiorno a tutti, è una tematica molto delicata questa. Noi abbiamo per fortuna dei servizi sociali qui nel territorio che funzionano, e in queste tematiche l'impegno è massimo. Noi abbiamo anche un centro, uno sportello riconosciuto dalla Regione Veneto proprio per dare sostegno alle donne in difficoltà, un sostegno sia in termini di aiuti psicologici, ma anche un sostegno che possa portarle all'autonomia. È evidente che il lavoro grosso che viene fatto dai servizi sociali con questo sportello è un lavoro spesso che non si vede e che si scontra con dei limiti della nostra legislazione, purtroppo, perché tutto il lavoro che viene fatto, posso testimoniare, per un caso specifico comporta il coinvolgimento di molte persone, dagli agenti di polizia municipale che intervengono per il primo ascolto, ai servizi sociali, poi alla attivazione dei servizi di sostegno. Tutte queste persone lavorano spesso con alcuni limiti che derivano dalla nostra legislazione e dall'impossibilità di, come avete detto voi, di andare a allontanare con mezzi efficaci le persone che usano violenza. E questo è un aspetto che dà anche una sorta di non soddisfazione rispetto a tutto quel lavoro oscuro che viene fatto dai servizi del territorio, perché poi ci si scontra con dei limiti che sembrano vanificare tutti questi sforzi. Allora è vero che probabilmente negli ultimi tempi si sono rafforzati anche i controlli rispetto a certe denunce che magari qualche anno fa forse non avevano la stessa attenzione, ma siamo ancora in grossa difficoltà sul territorio, perché poi siamo noi che prendiamo in carico le situazioni specifiche, siamo noi che le persone riconoscono come le persone più vicine. Tutto il resto è lontano, è una legislazione che non consente certi tipi di attività e che quindi, oltre a mettere in difficoltà gli interventi territoriali, dà anche un senso di frustrazione agli operatori coinvolti. Quindi è una tematica che va affrontata con molta attenzione, richiede molto tempo, molte risorse. Noi abbiamo un comune di 20.000 abitanti che ha scelto qualche anno fa di avere il quinto assistente sociale, quindi un assistente sociale ogni 4.000, come prevede un po' la normativa, ma molti comuni sono lontani da queste proporzioni, quindi si trovano anche in difficoltà dal punto di vista del personale che possono mettere a disposizione di questi casi, che richiedono, ripeto, molto tempo, molta sensibilità e anche molte competenze. Avvocata Bocchi, a lei il commento. Il problema dell'arresto o meno dell'uomo maltrattante, questo avviene nell'immediatezza dei fatti, quindi nella flagranza. Quindi noi abbiamo un arresto in caso anche sia di codice rosso rafforzato, nel caso in cui ci sia una flagranza di reato, oppure nel caso in cui ci sia già stato un ordine del questore del territorio che abbia già dato il suo una prima ordinanza, diciamo, quindi quelli che sono gli ammonimenti. Quindi nel caso di ammonimento del questore o flagranza, ma deve esserci poi effettivamente una misura che viene comunque violata, un divieto di avvicinamento che viene violato, oppure capita nei casi gravissimi. La cosa più veloce che fa la donna è quella di scappare nel mentre, di andare magari a chiamare appunto le forze dell'ordine o recarsi direttamente o in ospedale o in questura. Quindi sì, ci sono delle cose da rivedere, perché se dobbiamo aspettare che ci sia una violazione di una misura
cautelare per procedere ad un arresto, aspettare la flagranza, oppure rivolgerci ai giudici civili per chiedere, perché c'è anche l'opportunità di rivolgerci anche nel caso in cui ci siano violenze che vengono perpetrate anche di fronte ai bambini, con degli ordini di protezione che vanno richiesti al giudice civile. Quindi gli strumenti ci sono, chiaro, bisogna capire come avviene il fatto. Io le dico, nella mia ultima esperienza degli ultimi 3 mesi, a parte il carico impressionante che abbiamo noi qui a Vicenza come centro antiviolenza che sta crescendo, ci sono almeno che arrivino a me 5 casi in 36 ore, quindi, per carità ci saranno colleghe in vacanza, però le dico che abbiamo un aumento. Noi come numeri di arresti e fragranze non ne abbiamo tantissimi effettivamente, perché deve esserci appunto a monte o una violazione della misura o già un divieto che viene meno. È chiaro, io sono d'accordo nel caso in cui si debba rivedere l'opportunità che sia effettivamente la donna a restare in casa con i bambini, che magari nell'immediatezza non c'è tempo, Mirella, non c'è la forza, bisogna scappare da quello che potrebbe essere l'uomo maltrattante, capisce? Quindi no, non riesco a capire, guardi avvocato, non che non capisco lei, capisco benissimo e capisco che anche lei in parte è d'accordo con quello che dico. Il problema è che se abbiamo questi casi invertiamo i ruoli. Cioè, ma perché per forza deve essere la donna che va nelle queste case di protette? Cioè, proteggere vuol dire proteggere la donna. Lei rimane nella sua casa e proteggo l'uomo mettendolo in queste strutture, sorvegliato, come fanno con le donne, perché cioè, bisogna invertire i ruoli. Qui hanno sbagliato proprio di invertire i ruoli, nel senso che noi abbiamo tutte queste associazioni che potrebbero andare a casa della donna, aiutarla a casa, i bambini potrebbero rimanere nella loro quotidianità, con i loro amici, con tutto, ma lo sa avvocato che ho avuto un ragazzo, l'ho raccontato anche ieri mattina, che è scappato 3 volte dalla casa protetta perché non ne voleva sapere. La sua casa, lo trovavamo nei gradini della casa, scappava di notte, non voleva saperne, traumatizzato al massimo. Ma ci rendiamo conto che stiamo facendo del male non solo alla donna ma anche a questi bambini che non c'entrano niente e che devono subire dei traumi pazzeschi che veramente non passeranno mai. Io ho avuto questa ragazza che adesso è felicemente sposata, appunto, che è vittima che la mamma è morta, uccisa dal padre. Ha detto: Mirella, abbandonati nel vero senso della parola, noi. E chi pensa a noi? Ma chi è che ha il coraggio di dire che non è così quello che vi sto raccontando? Io ho dovuto cambiare città, ritrovarmi tutta un'altra realtà e per fortuna ho trovato un compagno, mi sono fatta una famiglia. Ma quello che ho passato solo io lo sai, non passerà mai. Capisce, avvocata, che faccio fatica a comprendere perché ancora una volta nel 2024 facciamo le strutture per le donne che non riesco a capire invece di mettere gli uomini. Proprio non mi entra, avvocato, possono spiegarmela in tutte le maniere, metto il braccialetto elettronico, ce l'abbiamo, te lo metto in questa struttura, fai un percorso educativo, non lo fai, ti metto in carcere. Ecco, questo è secondo me, sindaco, perché lei giustamente dice, poi siamo noi in prima fila che dobbiamo pagare, dobbiamo prenderci cura di queste realtà e veramente diventano anche spese importanti, impegnative, non abbiamo le persone, perché l'ha detto lei, abbiamo dei servizi sociali che funzionano, però quando ha detto i numeri capiamo tutti cosa vuol dire, perché vuol dire la quotidianità di andare a trovare questi bambini, questa donna, i traumi, pensate cosa hanno visto, in un'età che stanno crescendo terribile. Prego avvocato, sindaco. Ma credo sia facilmente rinvenibile dai dati che probabilmente anche il periodo post-Covid ha aumentato queste richieste piuttosto che diminuirle. Quindi sono aumentati i casi di questo genere, ma anche i casi di difficoltà legate a famiglie che sono diventate fragili dopo il Covid. E anche questa tematica purtroppo non viene affrontata con risorse aggiuntive da dare ai servizi territoriali dei comuni, ma spesso viene affrontata addirittura colpendo o tagliando risorse ai comuni. Se noi pensiamo che i comuni oggi sono l'unico presidio territoriale che un cittadino può toccare con mano, mentre tutti gli altri presidi sono molto meno diretti, ci rendiamo conto della
gravità nella quale ci troviamo nei territori, dove amministrazioni, forze di polizia, per fortuna, sono le uniche forze che non hanno abbandonato il territorio, lo presidiano, ma con strumenti assolutamente insufficienti. A questo aggiungiamoci una legislazione che magari sicuramente, da quello che ho capito dall'avvocato, prevede dei limiti molto molto precisi che spesso sono utili a chi delinque piuttosto che a chi deve difendersi, e il panorama è abbastanza pronto. Io credo che comunque le iniziative che vengono fatte con gli sportelli sportelli antiviolenza, abbiano portato comunque un risultato, cioè quello di far emergere delle situazioni che magari restavano confinate in casa per la vergogna della persona, la paura, il timore, e possono aver dato una opportunità di segnalare queste situazioni a dei soggetti che poi riescono in qualche maniera a prendersi carico del problema. È vero anche il tema dei figli, perché i figli sono quelli che pagano il prezzo di queste situazioni, e anche sul tema degli adolescenti, voi vedete le cronache di tutti i giorni, sta peggiorando il clima. Adolescenti che hanno naturalmente problematiche che non risolvono in casa, non avendo famiglie o avendo famiglie poco attente, e che poi riversano nelle strade tutta la loro rabbia, tutta la loro insoddisfazione, dando anche dei problemi di ordine pubblico. Il fenomeno delle baby gang non è un fenomeno solo milanese o di grandi città, comincia ad essere un fenomeno anche di città meno grandi. E qui si chiede sempre alle amministrazioni, alla polizia, ai carabinieri di intervenire, ma la prima pietra deve metterla la famiglia. Non si può certo delegare a un'amministrazione comunale o ai carabinieri l'educazione dei figli, pretendendo che i carabinieri possano intervenire in tutte le situazioni, perché non hanno personale, e anche perché in certi casi proprio risiede nella famiglia il vizio originario. Quindi su questo tema avete fatto bene a dedicare attenzione, perché è un tema che si sta sviluppando molto sotto traccia, soprattutto, però sta emergendo e sta mettendo in difficoltà moltissime realtà, moltissime comunità. Allora andiamo a vedere proprio a Padova, visto che non ne parliamo mai abbastanza, picchia compagna per le sigarette. Andiamo a sentire. Le urla disperate hanno svegliato i vicini. L'intervento nella notte della polizia ha salvato una donna dall'ennesima violenza del compagno. L'allarme è scattato mercoledì notte, quando un residente dell'Arcella ha chiamato il 113 perché sentiva urlare una donna dal terrazzo del condominio adiacente. La vittima, molto agitata, chiedeva aiuto, mentre un uomo la afferrava con violenza nel tentativo di riportarla dentro l'abitazione. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna con il volto ricoperto di sangue, un taglio al sopracciglio, lo zigomo gonfio e vistosi ematomi sulle braccia. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno al culmine di una lite scoppiata al rientro da una serata trascorsa al bar. L'uomo l'avrebbe pestata di botte e morsicata per una lite scaturita dalla richiesta di una sigaretta. La violenza però durava da tempo. Durante i 3 anni di relazione il compagno l'aveva in più occasioni malmenata, ma lei non aveva mai denunciato. L'altra notte, quando la donna ha cercato di dare l'allarme, il compagno l'ha riportata in casa e ha addirittura tentato di strozzarla. L'allarme tempestivo del vicino ha evitato così l'ennesima tragedia. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. 3 anni, ennesima lite. C'è qualcosa che non torna, avvocata Bocchi, nel senso che capisco sempre di più quanta paura c'è ancora nella donna. Ne ho parlato anche ieri nel caso Cecchettin, di questa bellissima e buonissima ragazza che non è riuscita a dire quello che succedeva alla propria famiglia, a questa sorella, la quale era molto unita, non al papà,
ma all'amica. Queste amiche che sapevano ma che non hanno parlato, non hanno raccontato o detto al genitore o alla sorella guarda che sta succedendo questo. E perché? Per la paura di intromettersi, la paura dei vicini, la paura che il paese sappia, perché parliamo che nel paese si vive bene, mettiamoci i puntini anche per cortesia, e solo nelle grandi città si vive male. C'è questa paura che regna sovrana, non c'è niente da fare, avvocato Bocchi. Anche i ragazze colte che studiano, emancipate, ma cos'è l'emancipazione se dopo non riesco a denunciare un maltrattamento, uno stalking? Ho paura di dirlo al mio papà, alla mia sorella. Lo dico all'amica, ma l'amica mi non vuole combattere, non voglio intromettermi, siamo chi si arrangia. Cioè, capisce, avvocata, che faccio fatica a capire perché andiamo avanti, lei dice culturalmente, ma culturalmente quando riusciremo a essere veramente libere di dire quello che succede? E perché questo? Perché vuol dire che non ci sentiamo protette. Ancora adesso la donna, la ragazza non si sente protetta. Questa è la verità, perché come ha detto giustamente il sindaco Barberato, ci sono molti punti di domanda come risposte. Servizi sociali con poco personale, deve veramente la fragranza del reato, l'ha detto lei, ma cosa si deve fare? Cioè questa deve essere picchiata a morte per arrestare questo individuo? Prego, avvocata Bocchi. Mirella, qui la situazione purtroppo a volte io dico ci sfugge un po' di mano, no? Perché se anche fra i giovani, che i giovani dovrebbero comprendere quanto è importante parlare quello che accade, soprattutto se è violenza, però vede, il tema della violenza è scomodo perché crea davvero problemi, perché ci pone in prima linea. Il caso di Giulia è un caso emblematico, un caso in cui lascia ancora noi tutti l'amaro in bocca per come è effettivamente andata e soprattutto per chi sapeva. Io credo che il rimorso di chi sappia, fosse Giulia o non Giulia, qualcun'altra, la violenza e taccia, penso che sia un qualcosa di inesorabile. Ma vede dove dobbiamo lavorare con i giovani? Nelle scuole, nei media, dobbiamo dargli l'opportunità di comprendere che di violenza bisogna parlarne. Non è una panchina rossa che fa la differenza, l'ha detto lei prima, anzi, cioè sì, o le scarpe rosse, questi sono dei simboli. Ma magari con tacco 12 anche, avvocata, lo dico io, invece la scarpa ginnastica e il tacco 12 magari. No, ecco, no, perché appunto. bisogna anche dirlo, no? Ecco, cioè dobbiamo far comprendere quanto è importante far rete, come diceva prima il sindaco. Noi facciamo rete ma forse arriviamo dopo, quindi bisogna che prima si comprenda quando le situazioni sono sbagliate e non si possono accettare, non si può stare zitti, non si può sapere, perché allora cos'è l'omertà, no? Perché poi abbiamo anche il Sud Italia che ci insegna, o anche in tutto il mondo, la mafia. Questo è peggio ancora, cioè nel senso, so che ho un qualcuno che sta male e taccio, no, non va bene, quindi deve esserci davvero una presa di coscienza di tutti nel dire aiutiamoci. C'era quel simbolo che si faceva l'anno scorso, no? Bisognava fare quelle, tipo, vabbè, secondo me, guardi, quelle non sono cose che servono, cioè anche qui è sempre la matrice culturale da cui dobbiamo partire. Però, avvocata Bocchi, mi scusi, io ho avuto una sessuologa, mi ha detto una cosa importante, ma vi rendete conto che a scuola non si parla di questo, di sessuologia? Ma vi rendete conto? Questi ragazzini arrivano a 13-14 anni, pensano di sapere tutto del loro corpo, della gestione del corpo, la bellezza dell'amore, non sanno niente, si ritrovano incinta e non sanno neanche come l'hanno fatto. Eppure si continua a non voler capire, lei dice che culturalmente devono crescere anche in questo, non se ne parla in famiglia, tabù, siamo nel 2024, voglio vedere e capire se qualcuno potesse dirmelo quanti genitori parlano di sesso con i loro figli. Ecco, quanti genitori hanno ancora il pudore di farsi vedere nudi, perché è vero, sa avvocato, guarda che glielo dico io, non so se a lei risulta, ma funziona così in certe famiglie. E guardate che non sono tutte famiglie emarginate come pensate voi. Non sono tutte, vuol dire che ci sono questi tabù che non sono stati smontati. Prego, avvocata.
Sì, il tabù da noi resta purtroppo, nel senso che ci sono appunto queste difficoltà di espressione, ma anche di dialogo, di parlare, no? Nel senso, Mirella, io noto come sia difficile parlare di quel che appunto è scomodo, che sia sesso, che sia violenza, che siano inclinazioni sessuali, che siano anche un qualcosa di differente. Si cerca sempre di essere uniformati a quella che è la normalità, che poi che cos'è la normalità? Nel senso, bisognerebbe dare ai figli l'opportunità di parlare, no? Di dire che cosa magari li turba, quali pensieri ci sono, ma a volte lo vede, le giornate volano, loro sono tra videogiochi, ora va in vacanza, quindi è anche difficile trovare un momento in cui la famiglia si ferma e parla, cioè secondo me una cosa molto... Ma avvocata, sì. è difficile, lo chiedo anche al sindaco Barbierato, devo correre perché sapete che l'ora vola con voi, oppure anche da parte dell'uomo specialmente, scusa sindaco se glielo dico, siete un po' indietro rispetto anche a noi, perché noi dobbiamo sempre rimboccarci le maniche, perché avete paura di parlare di queste cose, cioè il male, parlo in generale, non lo dico a lei sindaco, il male vi fa terrore, avete 37 di febbre, sembra che ne abbiate 42. Ecco, l'organizzazione familiare è un punto di domanda, bisogna vedere come è cresciuto quel marito che hai sposato e che genitore, specialmente mamma, ha avuto. Parlare di sesso con i figli diventa un problema, meglio che dica che non ho tempo, come dice l'avvocato, il tempo è tiranno, non riesco. Invece si dovrebbe trovare il tempo, si dovrebbe ascoltare questo ragazzo, si dovrebbe dialogare. Io quando sento dei ragazzi che mi dicono: ma scusa Mirella, ma io non sapevo neppure che si dividevano i miei genitori, ma ti rendi conto Mirella? Mai parlato in casa di questo. Sì, vedevo liti, ma mai parlato. Anche mio papà, sì, sono un ragazzo, poteva dirmi le cose non vanno bene. Cioè questi ragazzi, come dice lei poi sindaco, ce li troviamo nelle baby gang, guardate che sono quelli. Guardate che sono di una fragilità, siccome io li conosco e lo posso dire, perché ci parlo assieme a questi, avete capito? Non è che mi giro da un'altra parte, vado a vedere e dico: ma perché hai fatto questo? Cosa sta succedendo? Questo ragazzo che mi dice, lo dico anche all'avvocata, sono confuso Mirella, non so più chi è il mio papà, la mia mamma, i miei fratelli, questa famiglia allargatissima, sono in stato confusionale, non riesco più a capire chi sono. Ma si rende conto, sindaco, cosa dicono questi ragazzi? Prego, sindaco. Allora, due cose che mi piace segnalare. La prima è l'unica panchina rossa che abbiamo installato ad Abano, l'abbiamo installata in una scuola, perché siamo convinti che da lì debba partire un pochino la conoscenza dei problemi e il poter parlare dei problemi in ambiti, tra virgolette, dove si cerca di confrontarsi. La seconda è un po' una considerazione di carattere generale. Qui credo che non sia distinzione fra marito e donna, e anche se riconosco che la donna è il vero motore della famiglia. Grazie sindaco. C'è però da dire che dal 2000 noi avevamo Alberto Pellai l'altro giorno qui ad Abano, uno scrittore che scrive di adolescenza, è un professore, è molto noto in tutta Italia, e giustamente diceva: guardate che è abbastanza triste vedere famiglie che vanno in ferie e quando le osservi ogni componente della famiglia, dal genitore ai figli, stanno facendo colazione senza parlarsi, guardando un telefono o uno schermo di un qualcosa. E dal 2012 in poi, con l'avvento degli smartphone, purtroppo gli studi recenti dimostrano che c'è una difficoltà di relazione che sta aumentando. Quindi c'è una difficoltà legata al confronto, al voler liberarsi di questi strumenti tecnologici che assorbono purtroppo la vita delle persone, ma negli adolescenti in fase di formazione hanno un effetto molto dirompente. E questo è un aspetto sul quale cerchiamo tutti noi di intervenire, ma con grandissime difficoltà. Si cerca nei nostri territori, si cerca di coinvolgere i genitori. Pensate che l'altra sera, in una serata di luglio dove molti sono in ferie, erano 300 i genitori presenti a questa serata con questo esperto di adolescenza. Perché?
perché il tema dell'adolescenza è un tema che sta mettendo in difficoltà tutte le famiglie, purtroppo spesso a causa di tutti questi strumenti informatici che assorbono l'intera giornata, perché io non credo che non ci si trovi il tempo di parlare, è che ci stiamo abituando tutti a delegare qualcun altro, a delegare uno schermo, a partecipare o a parlare per conto nostro, e quindi non ci assumiamo nessuna responsabilità, e questo si vede non solo nella vita di tutti i giorni, ma quando anche si viene chiamati a partecipare alla vita della tua comunità, e la partecipazione è sempre più scarsa, se non quando si tocca un interesse specifico che allora risveglia gli interessi di tutti. Eppure, avvocata, poi andiamo in pubblicità, non è vero che questo telefonino è indispensabile quando non gli intrighi. Ad esempio, io ho sentito diversi professori che hanno fatto delle gite scolastiche molto belle, però il telefonino rimaneva a casa. Rimaneva a casa, e se era il caso, se erano loro che chiamavano i genitori per dire, perché per carità non è che loro non ce l'avessero, e questi ragazzi non si sono lamentati che non avevano il telefonino. Oppure gli alpini, i percorsi che fanno di scuola al lavoro, oppure anche percorsi estivi con gli alpini, i telefonini non ci sono, eppure i ragazzi non brontolano. Oppure li ho visti a Luna Park, li ho visti, e una cosa che ho notato è che non guardavano il telefonino, erano tantissimi, e questa cosa mi ha molto meravigliato, e ho capito che in quel momento, siccome loro erano attratti da guardare chi c'era, chi partecipava, questo via vai di persone, come erano vestiti, non guardavano il telefonino. Forse, avvocata Bocchi, li intrighiamo poco, loro vogliono emozioni forti, dobbiamo cercare di dare delle emozioni forti, però farli diventare loro i protagonisti, perché questo è quello che vogliono. Prego, avvocata. Guardi, quello che dite è tutto verissimo, infatti mi ritrovo anche in quello che dice il sindaco e quello che dice lei. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare più tempo con i nostri figli. Io sono dell'idea che sia una passeggiata, che sia una partita a tennis, che sia del tempo che magari appunto sia bello, sia emozionante, che li distolga da questo. Perché finché sono piccolini ci sono le coccole della mamma e quant'altro, poi quando e del papà, ci mancherebbe. Quando crescono però bisogna dargli la possibilità di vivere in ambienti belli, puliti, come quelli dello sport, no? Dove c'è un bel polisportivo, dove c'è la possibilità che crescano fra amici che hanno un qualcosa, qualche obiettivo. E dobbiamo coinvolgerli di più, sono d'accordo, cioè dobbiamo cercare di creare delle opportunità che siano apprezzate da loro. Abbiamo Giuseppe da Verona, avvocata, se no mi cade la linea, poi devo andare in pubblicità. Prego, Giuseppe. Buongiorno, grandissima donna. Buongiorno. Sono anche che non ci, perché i miei sono sposati con figli, sono femmine, per fortuna Dio mi ha dato le femmine come lei. È sempre la stessa, comunque con tutta la sua grande, guardi che io è bella, ho 85 anni, la chiamavo sui 60, quando che aveva più da pensare per i butelletti, per i fiori, ma non risolve niente. Sa cosa le dico? Mi comprometto occhio per occhio, dente per dente. È tutto tempo perso i grandi politici, i grandi, ha capito Mirella? Mi dia risposta in merito, perché non voglio più sentire queste balle che continuano, quella gentaglia lì che non meritano di vivere al mondo, scanare le donne come un coniglio. Io, se mi avessero toccato un nipote, glielo dissi 20 anni fa questo discorso a lei. Grande donna, grazie, auguri, e che Dio la protegga per 100 anni così. Buongiorno. 20 anni sono troppi, ma non importa, Giuseppe, mi fa molto piacere. Il problema, sai qual è, Giuseppe? Che io vivo con voi, tra di voi, vi ascolto, vi sento, poi riporto tutto quello che sento, perché è questo che faccio, riporto la voce del popolo, la voce del cittadino, la voce del ragazzo, la voce del diversamente giovane, la voce del ragazzino, che io proprio, e lo dico anche al sindaco Barbierato,
Io difendo i giovani tutte le mattine, li difendo a spada tratta, perché gli esempi buoni, belli, non fanno audience, non fanno storia. E allora veramente gli esempi negativi sono quelli che invece hanno visibilità, ma non sono questi gli esempi. Li abbiamo i bravi ragazzi e cerchiamo di dar loro il massimo, è quello che non facciamo. Lo sport costa, adesso anche il calcio costa, non si investe sulla famiglia, voi non avete i soldi per investire sulla famiglia, ma facciamo cemento invece di dare servizi alla persona. Prego Sindaco, poi andiamo in pubblicità. Sì, il tema dello sport mi trovo d'accordo, nel senso che lo sport, quando è praticato, rappresenta un buon contesto di crescita per tutti i ragazzi che si cimentano in cose sane ed evitano di girare per le città annoiati e magari danneggiando qualche bene pubblico. Noi per questo tema lo abbiamo interpretato anche concretamente. Durante il Covid, l'abbiamo mantenuta anche adesso questa misura, diamo un sostegno economico alle famiglie che hanno i figli iscritti alle associazioni sportive del territorio, perché sappiamo che è un investimento ottimo e che restituisce sicuramente un po' di ossigeno alle famiglie, ma sicuramente dà la possibilità poi anche a tutte quelle società sportive che abbiamo di andare avanti, perché sono fatte di volontari che hanno bisogno non solo di pacche sulla spalla, ma bisogno anche di un po' di sostanza. Questo è un aspetto sul quale io credo che dovremmo investire di più, perché lo sport rappresenta proprio un contenitore e un ambito che spesso salva molti ragazzi. Purtroppo però vede Sindaco, anche lei è con le spalle al muro, perché riesce a fare quello che riesce, è un banco solidale, ma si rende conto Sindaco, e lo dico anche all'avvocata Bocchi, che ho famiglie per bene, con 2 stipendi non ce la fanno, pagano 500-600 euro di affitto o di mutuo, le bollette pazze, far crescere i figli non ce la fanno con 2 stipendi Sindaco. E poi abbiamo i politici che hanno delle cifre pazzesche, addirittura loro non sono neppure toccati la reversibilità. Ma di cosa stiamo parlando? E vogliono ancora aver ragione e farci la predica. Siamo noi che sbagliamo, dobbiamo rinunciare all'acqua. La nonnina non deve dar bere i fiori, poi si fanno gli attici e prendono i palazzi con 2 piscine, una sopra e una sotto. Ma la nonna non deve dar da bere i fiori perché consuma l'acqua. Ma si rende conto, Sindaco, cosa sentiamo? Pubblicità. E vi presento subito gli ospiti di questa prima ora. Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, secondo mandato centro-sinistra. Da Vicenza l'avvocata Alessandra Bocchi, penalista esperta in abusi e vittime del reato, alla quale do la parola proprio per capire l'importanza di parlare, di essere sul pezzo e di non sottovalutare, ecco, questa aggressività sia da parte dell'uomo ma anche di questi ragazzini. Prego. Guardi, proprio l'altro giorno riflettevo, perché mi sono arrivata in studio una signora che mi diceva in questa separazione poi con denunce che di fatto litigava con il marito, ma con aggressioni, non dico proprio violenza, però diciamo. E mi sono chiesta, 3 bambini piccoli che vedono tutto questo, che vedono il padre aggressivo, che vedono la mamma che comunque risponde, che comunque lo manda dove lo deve mandare, tra virgolette, che non lo fa più vivere in casa, adesso procederemo con la separazione. Cosa capiscono? Capiscono che sembra che sia quella la normalità. E un domani cosa diventano? Mi chiedevo. Quindi vede Mirella, purtroppo sono situazioni in cui dobbiamo davvero comprendere che i primi ad essere tutelati sono i figli, sono i bambini, che molto spesso purtroppo loro non capiscono tutto, perché i bambini sono spugne, cioè loro vedono e comprendono quella che è la realtà. E poi però come la trasformano quando crescono? Cioè lì mi preoccupa questo, mi preoccupa perché penso che potrebbero essere a loro volta
o vittime, perché effettivamente quella è la veste che stanno vivendo, oppure carnefici, chiamiamoli così, cioè nel senso potenziali aggressori violenti, maltrattanti. Quindi ecco, è appunto come si diceva prima, nella famiglia dobbiamo cercare di comprendere, far comprendere soprattutto ai bambini che quella non è la normalità. Per quello che dico sempre alle mie clienti, speriamo si proceda presto con una separazione e che si riesca a trovare quella pace che è difficile però, perché quando ci sono attriti, ci sono uomini o donne che non accettano la fine di una relazione, perché quello è il punto, cosa succede, cosa si scatena. Per cui assolutamente d'accordo, dobbiamo proteggere i bambini, dobbiamo parlare con loro, fargli comprendere che quello non è il modo giusto, che non funziona così, che non deve essere così. Anche perché poi quando arriverà l'adolescenza, come si diceva prima, se non se ne sono fatti questi passaggi, se non gli abbiamo fatto comprendere che non è quello il giusto, se non sono inseriti in contesti puliti come quello sportivo o di qualche associazione che dia la possibilità di farli vivere bene, dove vanno? Dice bene il sindaco, vanno nelle strade. E che cosa c'è nelle strade? Non va bene, ecco, cioè noi a Vicenza abbiamo avuto delle baby gang che già a 15-16 anni avevano una pistola non finta, vera, per cui con rapine in pieno centro storico per strappare le collanine ad altri ragazzi, magari vicentini, che avevano delle collanine. Ma d'altra parte è questo che è il messaggio che passa. Guardiamo cosa fanno vedere gli influencer. Avvocato, inutile che ce la giriamo. Questi sono i messaggi. La scarpa firmata, la tuta firmata, la maglia firmata, i capelli alla moda, perché a scuola oppure i compagni non mi accettano. Questo è il messaggio. Ma, i tabacchini che sono pieni di slot, di gratta e vinci, di tutto, e questo chi è che lo mette? Lo Stato, no, lo Stato siamo noi, sono i governi che hanno deciso di fare questo. La ludopatia, chi è che l'ha messa? Perché ce n'è di tutto e di più, eppure è tutto permesso. Fumare fa male, ma chi se ne frega, bisogna fumare. Vorrei vedere se un pacchetto di sigarette costasse 20 o 30 euro, se tutti sarebbero in grado di fumare queste sigarette. Noi viviamo in un mondo di business. Allora io sentirei anche invece il sindaco Barbierato, questo business bellissimo invece che si può vivere ad Abano Terme. Ecco, qui la diciamo lunga, vediamo se riusciamo a vedere anche le immagini di questo meraviglioso posto e quanto importante è il turismo, ecco, alle terme. Prego, sindaco. Beh, il nostro comune è un comune di 20.000 abitanti, ma è fra i primi 25 comuni d'Italia per numero di presenze turistiche, fa quasi 2 milioni di presenze turistiche all'anno. Quindi abbiamo una clientela italiana, ma anche straniera, ed è il comune termale più importante d'Europa. Sicuramente abbiamo una buonissima ripresa del turismo dopo il Covid, stiamo raggiungendo e forse anche superando quest'anno i livelli pre-Covid, e la soddisfazione è molto molto elevata, proprio perché riusciamo ad attirare non solo un pubblico fedele, ma anche cominciamo ad attirare un pubblico anche più giovane, famiglie, sportivi che arrivano alle terme, perché noi abbiamo anche un prodotto fangoterapico che è un rimedio naturale contro le infiammazioni, che è il nostro fango termale, la nostra acqua termale. E non è un caso se da quest'anno fino alle Olimpiadi del 2026 abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con la sciista Sofia Goggia, che andrà alle prossime Olimpiadi e che accompagneremo come testimonial del nostro territorio. Quindi un territorio vivace che mantiene una sua caratteristica legata alle terme e che sta attirando anche un pubblico diverso da quello che siamo abituati a conoscere. Quindi bene anche la ripresa del turismo di lingua straniera, perché turisti tedeschi, austriaci, svizzeri, francesi e del nord Europa, anche degli americani, hanno ricominciato a tornare dopo il Covid, e questo naturalmente per noi rappresenta una buona fonte anche di redditività per tutte le nostre strutture, perché i turisti stranieri normalmente permangono il doppio del tempo rispetto ai turisti italiani. Quindi
diciamo che siamo moderatamente ottimisti anche per la seconda parte dell'anno, e vi invitiamo tutti naturalmente a fare le terme da noi, perché noi ci definiamo la città della salute e mai come in questo momento c'è una ricerca di salute intesa come benessere non solo fisico ma anche psichico, di relax, che viene richiesta da chi viaggia e che trova nel nostro territorio una buona risposta. Sindaco, un'altra cosa importante è la forza lavoro che manca. Ecco, si richiedono veramente tante persone, ecco, camerieri, cuochi, addetti alle pulizie, però non è così semplice. Io parlo non è con semplice. Ecco, parlo con questi ragazzi, sa, Sindaco, e ragazze specialmente, sono tutti quasi sempre ragazzi e ragazze che studiano e fanno d'estate, fanno questi percorsi lavorativi per cercare anche di superare alle spese dello studio. E quello ogni volta che sento, Sindaco, è che gli stipendi che hanno sono molto bassi in proporzione a quello che devono loro spendere per lavorare, perché devono prendersi l'appartamento, devono vivere, cioè non è più vitto e alloggio come una volta, in maniera che il stipendio era netto. Qui ti devi pagare tutte le spese. Dicono: Mirella, non ce la facciamo, cioè riusciamo veramente appena appena, mettiamo via pochissimo, perché veramente gli affitti sono carissimi, poi dobbiamo condividere, non abbiamo più la nostra privacy, non è così semplice. Poi chiedono le lingue, devi sapere le lingue, non è che chiedono un cameriere così, esigono anche determinate competenze e professionalità, ma allora cosa vogliono? Il sangue? Cosa risponde, Sindaco? Allora, il tema degli alloggi lo stiamo affrontando perché è un tema che sta condizionando tutte le località turistiche d'Italia. È vero quello che lei dice, tant'è che abbiamo qualche albergatore che ha comprato qualche albergo per destinarlo proprio agli alloggi a chi arriva da fuori, perché altrimenti le persone non arrivano. Tenete presente che nelle città turistiche almeno la metà dei lavoratori arriva da fuori territorio, se non di più. Quindi il tema degli alloggi è un tema vero che va affrontato. Noi stiamo cercando anche di stimolare gli investimenti proprio anche per recuperare eventualmente strutture dismesse, proprio per dare l'alloggio a tutte quelle persone che arrivano qui. Poi è anche vero che recentemente qui ad Abano hanno fatto un open day, cioè hanno aperto gli alberghi alle famiglie per dare un'immagine un po' diversa da quella che è quella che conosciamo tutti, cioè che gli alberghi sono dei luoghi di lavoro molto duri, dove si lavora sabato e domenica. Hanno aperto alcune strutture e quindi le famiglie e i ragazzi hanno potuto entrare, vedere il tipo di ambiente che li può accogliere, il tipo di opportunità che hanno, di crescita, e anche questo è un lavoro che va fatto proprio perché il capitale umano è diventato necessario e indispensabile per lo sviluppo dell'impresa e dei territori. Non basta avere un bel albergo moderno, costruito recente o ristrutturato, se dentro non hai la forza lavoro altrettanto formata e altrettanto in linea con quelle che sono le esigenze di accoglienza che hanno i turisti, che sono turisti che arrivano da tutto il mondo. Diciamo che stiamo facendo dei passi in avanti, è un tema molto molto delicato, ma soprattutto quello degli alloggi, come dice lei, è un tema oggi molto... io dico sempre, se non ci sono alloggi è come mancasse un'infrastruttura, è come mancasse una strada per arrivare nelle città turistiche. Quindi è un tema che va affrontato anche con la collaborazione del pubblico e del privato. Grazie al Sindaco Federico Barberato per queste parole importanti, perché bisogna anche iniziare a parlare e dire qual è la verità e quello che manca veramente per riuscire a lavorare in una maniera decente e rispettosa. Ecco, io sono convinta di questo. Mentre adesso faccio vedere questo servizio da Padova, femminicidio, parola dell'anno, e abbiamo a sentire il professor Cortellazzo e sentiamo poi come ci saluta l'avvocata Alessandra Bocchi. Andiamo a sentire.
Il DNA di una cultura è composto principalmente dalla sua lingua, in particolare dal dialetto, e grazie alle parole più curiose e ai modi di dire che si può comprendere la storia delle popolazioni. Parole padovane è un viaggio nella storia, un volume inedito di uno dei più grandi linguisti italiani, il professor Manlio Cortellazzo, che esce nelle librerie a 15 anni dalla sua scomparsa, grazie al lavoro delle nipoti Francesca e Anna, che invece ha curato Lessico Veneto Contemporaneo. A raccontare gli aneddoti più curiosi il figlio Michele, linguista e docente dell'Università di Padova. E ci sono alcune parole che ci aprono dei mondi. Per esempio nel Lessico Veneto Contemporaneo ci sono tutte quelle espressioni tipo fargene o farne, come stea, come ninetta. E chi sono questo Stella, questa Ninetta? Erano dei grandi banditi, dei briganti, quindi vuol dire farne di cotte e di crude, ma evidentemente questa grande figura sarebbe, come dire adesso, comportarsi come Maniero o come Vallanzasca, no? Però noi oggi non diciamo cose di questo genere, nella tradizione popolare sì. Il dialetto tratteggia percorsi geografici nella nostra regione e racconta le influenze delle diverse lingue che hanno attraversato il nostro territorio. Tra le parole padovane, e soprattutto quelle di Galzignano, che è peraltro il comune dove adesso mio padre è sepolto, c'è per esempio un toponimo, Regazzoni, oppure Reasso, che vuol dire sostanzialmente slavina, smottamento di terreno. Questa è una parola interessante, perché andando a scavare l'etimologia si scopre che è una parola pre-indoeuropea, cioè che viene dai popoli ancora prima dei latini, quindi è una parola che è rimasta lì millenni, e quindi credo che questo sia, tanto per fare un paio di esempi, qualcosa di interessante che fa capire dove andava a finire la ricerca di queste parole più o meno comuni, ma scavate, ricercate negli scritti e nella voce dei veri parlanti dialettali che ancora esistono. Il dialetto resiste soprattutto in certi ambiti che riguardano la tradizione contadina e che mostrano come una lingua rimane sempre viva anche quando il numero dei parlanti sembra sempre più ridursi. Noi spesso non conosciamo i nomi delle piante in italiano, quelli scientifici, ma conosciamo più o meno quelli in dialetto. Oppure i toponimi, cioè i nomi di luogo, perché questo accade in tutto il mondo. Quando non tanto un paese quanto una frazione, un posto ha un nome, questo lo mantiene anche se, spesso lo mantiene anche se in quell'area si sovrappongono lingue diverse. Allora vediamo anche quello del femminicidio, perché abbiamo sentito perché questo professore, che avremo nella seconda parte, sentiamo la parola femminicidio. Femminicidio è il termine utilizzato per indicare un omicidio in cui la donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul suo genere, e questo è il sostantivo che Treccani ha scelto come parola dell'anno 2023. Il significato di femminicidio è un significato preciso e credo che siano importanti le due componenti. Intanto la componente del legame affettivo e poi appunto del fatto che è un fenomeno che è unidirezionale. Rarissimamente donne deluse uccidono il maschio con cui hanno avuto un rapporto che magari si è interrotto anche bruscamente, mentre il contrario avviene in misura molto rilevante. Anche chi cerca di sminuire le statistiche non riesce più di tanto, perché è un fenomeno veramente palese. Un termine che ha quasi 100 anni, ma che è entrato di recente nel nostro vocabolario. La prima attestazione è trovata dall'Accademia della Crusca del 1923, poi è caduta in disuso e effettivamente adesso è una parola recente, ma non recentissima, ormai è maggiorenne perché è dal 2001 che ne parliamo. Quindi già questo dice qualche cosa sulla scelta fatta da Valeria Della Valle per la Treccani, cioè di scegliere non una parola sorta dal nulla, ma una parola che evidentemente quest'anno si è ritenuto abbia assunto una significatività, un'importanza da dover essere, diciamo, riconosciuta con questo titolo di parola dell'anno. La scelta della Treccani apre poi ad una riflessione più ampia di come le parole e la lingua possono avere un ruolo importante nell'abbattimento delle barriere legate alla questione del genere. Questo è un tema delicatissimo che riguarda un po' tutto il peso che la lingua ha nella creazione del pensiero, che ha o non ha.
Io su questo mi mantengo prudente perché non sono neppure particolarmente competente, è l'antropologia che sa dire meglio queste cose. Però certamente riflettere sugli usi linguistici che ci sono stati tramandati per capire che cosa nascondono, che cosa hanno dietro, credo che sia un elemento importante per vedere anche più chiaro sui nostri atteggiamenti, in questo caso nei confronti del ruolo della donna nella società, del rapporto maschi-femmine e anche della violenza che in genere va in una sola direzione, cioè dai maschi alle femmine, è rarissimo il contrario. A lei, avvocata Bocchi, una riflessione e poi come ci saluta, prego. Davvero, anche perché ci fa pensare, da prima il dialetto quanto sia importante anche tramandarlo, perché non esiste più, i giovani non mi pare conoscano il dialetto, io nemmeno, però mi piace. Sul femminicidio credo che sia doveroso dare questo spazio, soprattutto che Treccani l'abbia ritenuta come parola dell'anno. È vero, è risalente, però non è mai troppo, nel senso che è importante che ci sia questa anche matrice, insomma, della parola, comprendere effettivamente che cos'è, e che sia raro che sia una donna ad uccidere l'uomo, questo lo sappiamo, ma è più volte il contrario. La mia riflessione di fatto è un saluto, Mirella, che le faccio, e le auguro intanto una buona estate, delle vacanze, perché abbiamo tutti bisogno di staccare un po', no? Perché è stato un anno davvero pesante. Complicato. Esatto, anche perché va sempre tutto così veloce, non si riesce a seguire quanto stia correndo il mondo e quante cose ci sono, e dobbiamo riflettere. Ed è sempre così importante il lavoro che fa lei quotidianamente, quello che comunica agli altri, quello che vede, perché poi vedere le cose nel concreto e cercare di fare luce e parlarne, non è così scontato, perché siamo in un mondo in cui ce ne freghiamo un po', no, di quello che accade agli altri, cioè questo egoismo imperante che a volte non ci dà neanche l'interesse, come si diceva prima, no? La paura o comunque anche il disinteresse nel parlare di determinate cose che invece sono importanti. Quindi il mio è un arrivederci a presto, una buona estate, una buona vacanza qui nel nostro Veneto, magari ad Abano, e tante buone cose a tutti. Grazie avvocata Alessandra Bocchi, penalista esperta in abusi e vittime di reato. Grazie al sindaco di Abano Terme Federico Barbierato. Ha sentito che l'avvocata le ha fatto pubblicità, sindaco, perciò lo salutiamo. Grazie a Federico Barbierato, grazie ancora all'avvocato Bocchi, pubblicità. Comincia a tirare la salita, eh? Abbastanza. Ma fa bene? Benissimo. Ma fa più bene all'anima o al fisico? A tutto. A tutto? A tutto. Senta, ma perché proprio con il sindaco? Non si può venire neanche da soli? Siete in 180? Siamo in tanti, sì, perché le vogliamo bene. Anche giovani qua, la camminata col sindaco. Come mai? Ci divertiamo comunque, stare in comunità, è una cosa per stare insieme. Ci sono anche le mie amiche. Signora, ma chi glielo fa fare? La passione. Per cosa? Per la montagna o per il sindaco? Per la camminata. Voci di alcuni dei protagonisti della passeggiata con il sindaco di Valdobbiadene. Un appuntamento che continua a crescere in consensi e curiosità. Tante le troupe, le radio, i giornali nazionali ed internazionali che si stanno interessando a questa singolare iniziativa, nata per far perdere peso al sindaco, unendo il ricevimento cittadini non in municipio ma direttamente tra strade e viostoli del comune. Certo che qui come comune avete uno strano modo di fare il ricevimento sindaco. Sì? Sì. No, è bellissimo, anche perché in una salita così, se uno vuol dirle qualcosa glielo dice a metà perché dopo non arriva in fondo. E per quelli che non credono che a Valdobbiadene si razionalizzi tutto per primo il tempo, l'esempio concreto lo dà l'ufficio tecnico. Ma è venuta per il sindaco, per la linea del sindaco, per lei? Allora, perché? Diciamo che sono responsabile dei lavori pubblici e vengo a controllare il territorio. Un'iniziativa che ogni lunedì continua a crescere con umani ma anche animali. L'ultimo appuntamento ha contato 230 cittadini e ben 12 cani.
bello che arrivino anche da fuori comune e da fuori regione. Lanciamo questa idea al sindaco e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte? Allora, io so che Mario di nascosto viene a correre a Pianezze su Cesen, di nascosto perché sa che io non sono in grado di correre. E allora Mario, riduci un po' l'andatura, facciamo una camminata assieme e ti prometto che fra un paio di anni verrò a correre con te. Intanto alla fine delle salite e delle discese, tra asfalto e ciottoli, tutti percorsi in poco più di un'ora, qualche risultato al sindaco l'ha portato. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Qui 5 chilometri e 300 metri. Quanto ho perso in chili? In chili non lo so, acqua tanta. Ho bevuto 1,5 litri di acqua, avrò perso 2 litri, dai, mezzo chilo sicuro. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo giovedì prossimo a Santo Stefano. Ed è in presenza Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, che avete visto, terzo mandato civica, centrodestra. Sì, può dire? Sì, può dire, perfetto. Può dire. Grazie sindaco Fregonese. Saluto anche da Caorle il professor Michele Cortellazzo, linguista all'Università di Padova, che abbiamo sentito prima. Abbiamo fatto sentire i 2 servizi, professor Cortellazzo, sia sulla parola femminicidio che sulle parole venete, perché avevo l'avvocata penalista Alessandra Bocchi per capire l'importanza anche di capire l'inserimento di questa parola femminicidio nella Treccani. Allora inizierei proprio dal sindaco Fregonese. Sindaco, ma sta idea da dove sia venuta? Portare assieme a camminare queste persone tutti assieme in allegria, socializzare 180 su un corso. Quando è nata l'idea? Beh, 215 siamo arrivati. Hai sentito? No, l'idea in realtà è stato un susseguirsi di cose. Partiamo da campagna elettorale, insomma, gli amici più vicini mi hanno detto: guarda, la prima promessa, il primo impegno che devi dare ai tuoi concittadini per in caso di un terzo mandato è quello di pensare alla tua salute, perché in 10 anni ho messo su 50 kg, non era più, cioè stavo male, sto ancora un po'. Sei un fiagrossito in effetti. Sono un po' grosso. E vabbè, avevo fatto questa promessa, poi con altri amici, in particolare con Nicola De Marco, che continuava a invitarmi a andare a camminare con lui, e non trovavo mai il giorno e l'ora, perché oggi ho ricevimento, domani ho una riunione, insomma. Un giovedì mi fa: dai, questa sera andiamo a camminare assieme. Io ho detto: guarda, purtroppo ho dei ricevimenti con cittadini e non riesco a venire. Chiama i cittadini, di che vengano con noi a camminare e vediamo se si riesce a fare le 2 cose assieme. Così è stato la prima volta, e da lì ho detto: ma perché no? Perché non fare queste serate di camminate, invitando i cittadini che vogliono chiedermi, segnalarmi, lamentarsi di qualcosa, invitandoli appunto ad unirsi al gruppo. Ma in realtà quello che ha scatenato, insomma, la cosa è il fatto che le persone vengono perché stanno bene, perché facciamo una camminata semplice, insomma 5-6 chilometri in compagnia, a un ritmo sostenibile. Chi viene da solo, chi col cane, chi con i figli, chi con gli amici, chi viene lì per trovare persone con le quali parlare, chi sta per i fatti suoi. Quindi quello che ha trasformato queste camminate è proprio la volontà dei cittadini di stare assieme in maniera bella, semplice, serena. Quindi è nato come uno scherzo, ma in realtà i cittadini mi stanno responsabilizzando a portare avanti queste camminate, perché davvero stanno dando qualcosa di inaspettato, in primis a me. Senta sindaco, però io noto anche un'altra cosa: la voglia di stare assieme. Sì. Io lo dico sempre, io invito tantissimo i sindaci, perché sono quelli che a mio avviso li sento più vicini, sono quelli che devono rispondere al territorio, è là che il cittadino si rivolge, ed è un cittadino che delle volte basta solo essere ascoltato, ecco, avere qualcuno dei punti di riferimento, e voi siete questo. Ma soprattutto io dico ai sindaci: non fermatevi alla sagra, cercate di coinvolgerli anche durante la settimana, perché c'è una solitudine che comincia a spaventare. L'ha detto lei, come mai in tanti hanno risposto così? Perché vuol dire che hanno voglia di stare assieme.
sono sicuri perché siete in tanti e si sentono protetti. Ecco, forse dovete puntare su questo. Cosa dice Sindaco? Fermo perché abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro, se no mi cade la linea. Sì, grazie. Volevo fare una domanda al signor linguista, quello collegato. Prego. Allora, sul discorso della lingua o dialetto, insomma, uno come che voi è veneto, no? Sono abituato a parlare correntemente a casa, no? Ecco, mi domanda questa qua. Adesso noi parliamo e utilizziamo parole, ritmi, eccetera, cadenze normali, ma è stato un momento, andando indietro nella storia, nei secoli, nel quale la parlata in Veneto ha assunto più o meno la forma attuale? Cioè, faccio una domanda così poi chiudo, no? Per esempio, facciamo l'esempio che adesso siano due persone ferme in strada, ne passa una terza e uno dei due fa l'altro. Chi sei sto qua? Ehi ti, chi sei tu? Ecco, 2000 anni fa poteva già capitare che due persone tra loro usavano il termine chi sei sto qua, oppure è stato un momento o una situazione particolare dalla quale è nata dopo il modo di parlare attuale? Per esempio il fatto che Venezia a un certo punto si è espansa nella terraferma, per cui la lingua veneta è soprattutto la lingua veneziana più che la lingua veneta. Cioè il veneto si parlava già 2000 anni fa, per esempio, nella forma più o meno attuale, oppure è una cosa più recente? Grazie e buongiorno. Grazie al nostro Vladimiro da Rovigo. Allora passiamo subito e salutiamo anche il professor Michele Cortellazzo, linguista all'Università di Padova, che risponderà al nostro Vladimiro da Rovigo, e poi ritorneremo dal sindaco Luciano Fregonese di Valdobbiadene. Prego, professor Cortellazzo. Allora, 2000 anni fa no, ma 1500 sì. Nel senso che 2000 anni fa chi viveva nel Veneto parlava latino, perché era quella la lingua. Il Veneto è la lingua che è nata dalla evoluzione del latino quando è venuto meno il potere centralizzante di Roma con la disgregazione dell'impero romano, e così si sono formate tutte le varietà linguistiche locali, più o meno come le conosciamo adesso, naturalmente non esattamente alla stessa maniera. Io adesso non so dire se 1500 anni fa o 1000 anni fa c'era la costruzione interrogativa, perché l'esempio che ha fatto chi ha telefonato è un esempio di una caratteristica grammaticale fortissima del veneto, cioè quella di aggiungere il pronome dopo il verbo quando si fa una domanda. Quindi sì, tu, c'è il tu che viene messo dopo il verbo essere. Venezia, per l'evoluzione dei dialetti veneti, ha avuto sì una funzione livellante, nel senso che per esempio il padovano e il rovigotto prima del Cinquecento erano molto più diversi di adesso rispetto al veneziano, perché il veneziano come lingua della capitale si è un po' sovrapposto agli altri dialetti, però permangono forti differenze, ed è vero quello che ha detto chi ha telefonato, che il veneziano si è molto diffuso soprattutto a Oriente grazie all'espansione commerciale di Venezia. Si è espanso meno all'interno del Veneto, perché il Veneto è davvero una regione dai 1000 o più o meno campanili, e come tutte le realtà locali ha differenze più o meno marcate da luogo a luogo. Allora, adesso torniamo dal sindaco Luciano Fregonese. Ecco, questi dialetti, perché non è che ne abbiamo uno, parla il dialetto, sì, ma quale? Perché sono diversi anche a pochi chilometri di distanza, ma soprattutto è una, come diceva l'avvocata Alessandra Bocchi, io non lo conosco ma mi piace. A Valdobbiadene com'è la situazione? Che dialetto si parla? Si parla più dialetto, più italiano? I ragazzi come parlano? Perché siamo anche curiosi di capire anche la gioventù, ecco, come sta crescendo e con quali prospettive e valori. Diceva prima il professore, che ringrazio, Cortellazzo, ecco, di 1000 campanili, ma siamo anche in 1000 orizzonti, ognuno ha il proprio orizzonte. Prego, sindaco Fregonese.
Beh, a Valdobbiadene abbiamo 60 campanili, abbiamo 6 frazioni più appunto Valdobbiadene, e devo dire che infatti era una domanda, una curiosità in parte già risposta. Da frazione a frazione ci sono delle differenze davvero a pochi chilometri di distanza, non parliamo poi al di là del Piave, quindi Pederobba, Crocetta, sono delle grandi differenze. Il dialetto è ancora parlato anche dai giovani, nel tempo c'è una netta separazione tra l'italiano e il dialetto nelle occasioni nelle quali si parlano. Forse ai miei tempi, quando ero giovane io, si mescolava, no? Sia nelle occasioni formali e meno formali si tendeva a mescolare un po' le due lingue. Adesso c'è una distinzione più netta, però insomma si parla ancora il dialetto, e anzi c'è anche una ricerca di recuperare certe terminologie dialettali che oggi non ci sono, e devo dire che questo mi è molto utile, l'incontro che ogni anno ci sono, e quando possiamo noi andiamo in Brasile a trovare i nostri amici trevigiani nel mondo, e lì davvero imparo termini dialettali che ormai da noi non sono più utilizzati. Anzi, saluto trevigiani nel mondo, e domani sul Consiglio avremo modo di rincontrarci tutti assieme. Andiamo a vedere anche il servizio, perché poi sarà la domanda che farò al professor Cortellazzo di questi trevisani nel mondo. Andiamo a vedere prima il servizio col suo presidente Franco Conte, che ho avuto ospite proprio l'altro giorno, ieri. Andiamo a sentire, poi faremo le domande al professor Cortellazzo. Quest'anno ci saranno dei gruppi che vengono da Latina e da Arborea, per una motivazione particolare, che presenteremo in questa occasione anche una mostra inedita, una ricerca che è stata fatta recentemente proprio sul ruolo che hanno avuto i trevigiani e i veneti in quelle due località. Sono da sempre definiti gli emigranti della porta accanto, nel senso che non hanno passato oceani o percorso deserti, ma comunque hanno lasciato la loro terra trevigiana e veneta per dare vita ad aree dimenticate dell'Italia del primo dopoguerra. Non a caso sono stati i coloni delle bonifiche. Quella di Latina, appunto, quella di Arborea, dove è stata attuata una bonifica negli anni 30, una bonifica per recuperare delle aree che erano degradate in quanto erano sommerse dall'acqua, recuperarle e dedicarle all'agricoltura. Storie di fatica, ma anche di diffidenza, come dalle genti della ciociaria, che consideravano quei polentoni imposti dallo Stato usurpatori della loro terra. Poderi che l'Opera Nazionale Combattenti assegnava alle famiglie più povere, quelle colpite maggiormente dalla guerra, con uno o più morti in guerra. Storie forse meno conosciute rispetto alle epopee delle Americhe, del Brasile o dell'Australia, o più recentemente di nostri migranti in Svizzera, ma non meno difficili e cariche di quella voglia di riscatto che da sempre ha contraddistinto le migrazioni trevigiana e veneta. Storia che racconteremo in diretta dalle 10 di domenica mattina con il 31esimo raduno dei trevisani nel mondo in Cansiglio. La mostra fotografica, le testimonianze oramai della seconda e terza generazione, poi alle 10:30 la messa officiata dal vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Corrado Pizziolo, e a seguire i discorsi delle autorità e i riconoscimenti a chi, oltre a catar fortuna all'estero, ha dimostrato la forza e la volontà veneta. Un appuntamento con la nostra storia, perché non c'è famiglia veneta o trevigiana che non abbia una persona cara, partita con quella valigia di cartone carica di tristezza e speranza, che ha fatto grande il nome di Treviso e del Veneto nel mondo. Allora, professor Cortellazzo, come commenta questo servizio che abbiamo visto, questi trevisani nel mondo che mettono nei paesi dove hanno lavorato, hanno costruito, hanno bonificato i nomi dei paesi veneti? Prego, professore. Allora, è un fenomeno molto interessante anche per chi studia i dialetti, perché cosa succede quando una comunità viene, diciamo, presa? Questo succedeva già anche durante la dominazione dell'Austro-Ungheria. Ci sono dei paesi, per esempio nella ex Jugoslavia, nelle quali ci sono delle comunità o bellunesi o trentine che sono state spostate quasi in blocco all'interno di una zona in cui si parla un'altra lingua. Ecco, tutte queste comunità, quelle che avete detto, questa che ho aggiunto io, tendono a tenere fermo il dialetto perché non sono più sommerse, diciamo, da
quel processo di italianizzazione che ha riguardato in misura più o meno grande i nostri dialetti. Quindi spesso, appunto, diceva giustamente il sindaco, parlo con i trevisani che sono andati in Brasile e imparo parole che avevo dimenticato o che la mia comunità non ricordava più. Perché? Perché lì si sono come fossilizzate. Spesso parlare con questa comunità è come fare un viaggio del tempo. Si va dal punto di vista linguistico alla diciamo, situazione del momento in cui sono partiti. Certamente poi ci sono per esempio dei portoghesismi in chi vive in Brasile, perché inserisce, come chi vive in Italia inserisce delle parole italiane nel dialetto, lì inseriscono delle parole portoghesi, via dicendo nelle altre zone. Però sostanzialmente sono dialetti più conservativi di quelli che sono rimasti nel Veneto. Quindi è un processo veramente molto interessante, sia per chi lo vive così come esperienza personale, sia chi lo vive come argomento di studio. Allora, professor Cortellazzo, lei insegna all'Università di Padova, linguista, lei è un linguista. Cosa dicono i giovani, i ragazzi? Sono interessati? Perché qualcuno dice è un valore aggiunto il dialetto, altri dicono il dialetto è una lingua, è la nostra lingua. Ecco, cosa dicono i ragazzi all'università quando lei spiega anche l'importanza anche del dialetto? Prego. Allora, questa domanda non so dare una risposta, perché poi io insegno tutt'altre cose e devo dire che una delle forze attuali dell'Università di Padova è che ha sempre più studenti che vengono da altre regioni. Quindi è un po' difficile fare, così dire, uno spirito comune, perché veramente siamo, anche io che tengo corsi in italiano e non in inglese, ho studenti che vengono dalle parti più diverse d'Italia, non parliamo poi dei corsi in inglese, quindi questo diciamo è un tema che dialetti oppure i ragazzi parlano italiano, professor Cortellazzo? No, stavo dicendo questo, quindi per forza di cose parlano italiano, perché si è diffuso l'italiano dopo l'Unità d'Italia? Perché abbiamo incominciato a avere rapporti sempre maggiori con persone di altre regioni d'Italia. Come adesso si sta diffondendo l'inglese, perché abbiamo sempre più possibilità di rapporti con persone che vengono da altri paesi. Quindi ognuno si tiene la propria lingua, per rispondere a un pezzo della sua domanda. Certo che il dialetto veneto è una lingua, dal punto di vista linguistico non esistono i dialetti se li pensiamo come deformazioni di una lingua, diciamo, più consolidata. I dialetti sono lingue allo stesso modo delle lingue nazionali. Per esempio, prima io ho fatto riferimento a questa struttura grammaticale del Veneto che è la coniugazione interrogativa, che è un fatto che caratterizza la grammatica del Veneto, perché il Veneto è una lingua molto simile al toscano, che poi ha dato luogo all'italiano, con le sue caratteristiche, perché è una lingua e quindi ha la sua grammatica. Gli studenti tra loro parlano sempre più spesso italiano, anche tra di loro ovviamente con il docente a maggior ragione. Mi pare che l'interesse, ci sono anche dei corsi di dialettologia all'Università di Padova, l'interesse per questi corsi sia comunque un buon interesse sia dal punto di vista della conoscenza sia dal punto di vista dell'avere una consapevolezza maggiore di una realtà che un buon numero di giovani porta con sé o di cui comunque ha una forte esperienza attraverso i genitori e i nonni. Grazie professore, perché è importante anche capire questi giovani che crescono, le nuove generazioni. Ecco, come sono le nuove generazioni anche su paesi così importanti, ecco, tipo Valdobbiadene, dove io veramente, l'ho detto tante volte, sindaco, ho trovato delle realtà quando sono andata a visitare le cantine, le aziende, di questi giovani che sono bravissimi, competenti, appassionati, non so se l'ambiente, la famiglia,
famiglia, non so, però loro ce l'hanno messa tutto. Guardate che abbiamo delle cantine, io dico sempre siamo dei musei, loro hanno investito, ci credo, molte figure femminili all'interno di queste cantine. Prego Sindaco. Sì, abbiamo più del 40% delle persone impiegate nel mondo vitivinicolo femminile, quindi bene. No, allora sicuramente la famiglia è la prima cosa, perché le aziende agricole sono di conduzione familiare, anche quelle diventate grandi in realtà nascono come famiglie e la famiglia è rimasta, insomma il nucleo familiare è rimasto in un contesto favorevole. Abbiamo la fortuna di avere un'organizzazione dell'istruzione molto buona, cioè, sempre avuto scuole con dei bravi insegnanti, insomma questo spesso nelle piccole comunità può accadere, quindi il contesto è positivo. Poi aggiungo, nella fase più attuale, questi ragazzi hanno la possibilità anche di studiare, viaggiare e lavorare all'estero, che io non vedo come fattore negativo, purché poi ritornino, perché davvero dispiace quando non possono rientrare a lavorare da noi, ma questo capisco che può succedere. Ogni volta che un ragazzo che ha lavorato e si è formato anche all'estero, non solo, ma anche all'estero, ritorna da noi, dà un valore aggiunto molto importante. Ma se pensiamo alla scuola enologica di Conegliano al Cerletti, che cioè tutti, questo è risaputo, insomma, tutti i più importanti enologi, insomma, esperti del vino al mondo escono dal Cerletti. Insomma, abbiamo anche una storia di formazione importante, seria nelle nostre comunità. Devo dire, aggiungo, che questi ragazzi non sono solo impegnati nelle aziende agricole, ma anche in un contesto sociale. Dal Palio delle Contrade alle Proloco, alle associazioni di volontariato anche sociale, ci sono tanti giovani. Quello che credo noi adulti, noi società dobbiamo dare ai giovani è l'opportunità per un giovane di capire quale strada vuole seguire anche nelle piccole cose. Forse ci impegniamo troppo, siamo troppo concentrati nel dare un futuro ai ragazzi nelle cose importanti, ma anche nelle cose semplici, quotidiane, anche nell'appartenere, nel far parte di un'associazione sportiva, di fare sport. Dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di provare diverse tipologie di associazioni, di sport, e fare la propria scelta. C'è chi è più, diciamo, più propenso verso il volontariato che organizza eventi, ma ci sono dei bravi ragazzi che collaborano con la biblioteca, con Ali Casa di Carla, con Nicol, con il volontariato sociale. Insomma, dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi, e questo succede ancora sempre più difficile quando si parla, no, che le responsabilità e la burocrazia rendono difficili le cose. È vero, anche in questo c'è anche questo risvolto negativo, che più carichiamo di responsabilità il volontariato e più disincentiviamo i ragazzi ad avvicinarsi al volontariato. Quindi stiamo attenti, perché non è solo salta l'evento e siamo dispiaciuti, no, vabbè, l'evento si può fare l'anno dopo. Attenzione, perché se allontaniamo i giovani dal volontariato formativo, ieri sera in piazza Marconi Valdobbiadene abbiamo chiuso e festeggiato 2 attività, i centri estivi, e ci sto a fare fatica ragazzi che per 3 settimane hanno ripristinato i parchi giochi bambini, verniciato le panchine, le staccionate, pulito le griglie delle strade, accompagnati dagli adulti, ma hanno fatto un lavoro per la collettività. Spesso sono gli adulti che rovinano le cose pubbliche che vengono riparate dai giovani, e questo deve farci capire, insomma, quanto importante sia per i ragazzi approcciarsi al volontariato, perché li educa, gli fa capire l'importanza, no, del vivere assieme, cose che poi quando diventiamo più adulti ci dimentichiamo. Allora andiamo a vedere adesso, e grazie per aver detto quanto bravi sono anche questi ragazzi, ecco, perché bisogna anche dire le cose positive, perché sennò passano dei messaggi devastanti. Sì. Andiamo a sentire invece, ritorniamo a riascoltare il professor Cortellazzo, Parole Venete.
Il DNA di una cultura è composto principalmente dalla sua lingua, in particolare dal dialetto, e grazie alle parole più curiose e ai modi di dire che si può comprendere la storia delle popolazioni. Parole Padovane è un viaggio nella storia, un volume inedito di uno dei più grandi linguisti italiani, il professor Maglio Cortellazzo, che esce nelle librerie a 15 anni dalla sua scomparsa, grazie al lavoro delle nipoti Francesca e Anna, che invece ha curato Lessico Veneto Contemporaneo. A raccontare gli aneddoti più curiosi il figlio Michele, linguista e docente dell'Università di Padova. E ci sono alcune parole che ci aprono dei mondi. Per esempio, nel Lessico Veneto Contemporaneo ci sono tutte quelle espressioni tipo fargene o farne, come stea, come ninetta. E chi sono questo Stella, questa Ninetta? Erano dei grandi banditi, dei briganti, quindi vuol dire farne di cotte e di crude, ma evidentemente questa grande figura sarebbe come dire adesso comportarsi come Maniero o come Vallanzasca, no? Però noi oggi non diciamo cose di questo genere, nella tradizione popolare sì. Il dialetto tratteggia percorsi geografici nella nostra regione e racconta le influenze delle diverse lingue che hanno attraversato il nostro territorio. Tra le parole padovane e soprattutto quelle di Galzignano, che è peraltro il comune dove adesso mio padre è sepolto, c'è per esempio un toponimo, Regazzoni, oppure Reasso, che vuol dire sostanzialmente slavina, smottamento di terreno. Beh, questa è una parola interessante perché andando a scavare l'etimologia si scopre che è una parola pre-indoeuropea, cioè che viene dai popoli ancora prima dei latini, quindi è una parola che è rimasta lì millenni e quindi credo che questo sia, tanto per fare un paio di esempi, qualcosa di interessante che fa capire dove andava a finire la ricerca di queste parole più o meno comuni, ma scavate, ricercate negli scritti e nella voce dei veri parlanti dialettali che ancora esistono. Il dialetto resiste soprattutto in certi ambiti che riguardano la tradizione contadina e che mostrano come una lingua rimane sempre viva anche quando il numero dei parlanti sembra sempre più ridursi. Noi spesso non conosciamo i nomi delle piante in italiano, quelli scientifici, ma conosciamo più o meno quelli in dialetto. Oppure i toponimi, cioè i nomi di luogo, perché questo accade in tutto il mondo. Quando non tanto un paese, quanto una frazione, un posto ha un nome, questo lo mantiene anche se, spesso lo mantiene anche se in quell'area si sovrappongono lingue diverse. Allora, professor Cortellazzo, il sindaco Luciano Fregonese vuole farle una domanda, chiederle una spiegazione perché c'è una parola in dialetto che non riesce a capire la provenienza. Prego, sindaco. Sono 40 anni che sappia rispondere, metto subito le mani avanti. Sono 40 anni che cerco una risposta e non riesco ad averla, quindi speriamo che oggi mi si cambi la vita. No, davvero, broar su, lavare i piatti, adesso non so, magari se termine, da me si dice broar su. L'etimologia, se esiste un termine in italiano, perché io non l'ho mai trovato, non sono mai riuscito a trovare una risposta. Beh, broar è chiaro perché vuol dire immergerli nell'acqua bollente, no? Quello che è interessante è il broar su, perché un po' in tutti i dialetti settentrionali, ma soprattutto nei lombardi, più dei veneti, c'è questo tipo di costruzione per cui si prende un verbo che ha un significato molto ampio, gli si aggiunge una preposizione o un avverbio e viene fuori un'espressione come questa di cui parlava il sindaco e che viene a avere un significato molto specifico. Se io dico me so broà vuol dire mi sono scottato con l'acqua bollente, ma broar su, appunto a Valdobbiadene, vuol dire una cosa molto specifica che è connessa con l'acqua bollente, però io non posso dire me so broa su perché sarebbe un non senso. Quindi la domanda che lei ha fatto è molto interessante, non tanto per diciamo l'origine e la semantica del verbo, ma per questo uso di una preposizione o di un avverbio che cambia, non dico totalmente, ma cambia profondamente
il senso di una parola e la specializza, vuol dire solo quello e è una cosa abbastanza specifica. Dobbiamo pensare che in una comunità diciamo di tipo tradizionale, quella di una volta, anche lavare i piatti era un fatto diciamo quasi tecnologico rispetto a andare a sciacquarli nel fiume o cose del genere. Quindi dal punto di vista della storia delle nostre comunità sono anche parole che hanno un loro valore di evoluzione. Bene, grazie. Quindi posso dire che broar su in italiano si dice lavare i piatti con l'acqua calda. Sì, che capisce che vuol dire che l'espressività della nostra espressione è andata, non dico a farci che cosa, ma insomma è andata a quel paese. Grazie. Ma soprattutto lavarli anche molto bene, quasi disinfettarli, perché broarli vuol dire proprio quasi avere dei piatti super. Quando non c'era la lavastoviglie dovevamo farlo da noi. Bene, grazie. Allora, professore Cortellazzo, prima abbiamo sentito il sindaco Fregonesi che diceva questi ragazzi è giusto che vadano all'estero, ma poi speriamo che ritornino. Ecco, com'è la sua osservazione, quello che dobbiamo capire su un osservatorio così importante come il suo? Cosa sta succedendo? È vero che molti giovani se ne stanno andando? Com'è la situazione, professore? Beh, se per fare uno stesso lavoro in un paese estero prendo il doppio di quello che prendo in Italia, lei cosa farebbe? Soprattutto in un periodo nei quali diciamo, le possibilità di trasporto e quindi di ritorno sono molto rapide. Io le faccio un piccolo esempio. Io appena laureato, ho lavorato per alcuni anni in Germania, poi sono tornato in Italia, ho avuto un posto e avevo una possibilità di andare all'Università di Brema. In quel momento andare a Brema lo dovevo fare in treno, ci mettevo praticamente un giorno. Avevo la figlia piccola, non me la sono sentita. Oggi con Ryanair probabilmente sarei a lavorare in Germania, prendevo molto di più, avevo in quel momento, adesso l'università italiana funziona meglio da questo punto di vista, molti più fondi di quelli che avrei avuto in Italia e che non potevo tornare facilmente, c'era una fatica. Adesso i ragazzi sono quantomeno ragazzi europei, cioè per loro non dico che andare a Bruxelles è come andare da Valdobbiadene a Venezia, ma siamo giù di lì. Quindi noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi delle condizioni poi di lavoro che siano paragonabili a quelle degli altri paesi, se no è normale che ormai in un mondo che è molto più compatto, andare adesso che so io in Svizzera, in Germania, in Francia, i classici luoghi della vecchia emigrazione, quella povera, è una cosa molto più facile. Parigi è enormemente più vicina a Venezia di quanto fosse 100 anni fa. E quindi io credo che è il paese Italia che deve essere competitivo, perché io credo che sarebbe normale che per un ragazzo rimanere nella sua terra, come lo è per tutti noi, ma se poi non ha le condizioni va dove ci sono le condizioni. Allora, sindaco Fregonesi, come commenta le parole del professor Cortellazzo? Lei ascolta questi giovani, parla assieme, sono giovani con orizzonti molto ampi, prego. Sì, condivido al 100% la facilità di spostamento, fa la differenza e come dicevo siamo noi a dover dare l'opportunità ai ragazzi di rimanere o di ritornare. Comunque le esperienze fatte all'estero non sono solo lavorative, ma sono anche in contesti sociali di comunità diversi, quindi c'è effettivamente una crescita culturale anche per i ragazzi, però davvero quello che a noi manca è crescere come paese per dare con le giuste retribuzioni, questo in tutti i settori, perché non ce n'è uno. Se parlo a livello come sindaco a livello comunale, quello che sto vedendo io e i miei colleghi è incredibile la difficoltà di trovare persone che vengano a lavorare nella pubblica amministrazione negli anni, sia per la retribuzione ma anche perché negli anni è stato talmente denigrato il lavoro di pubblica amministrazione. Io mi ricordo 30, 40, 50 anni fa era
Era un lavoro ambito andare a lavorare nel pubblico, adesso sembra quasi un ripiego se non si trovano altri lavori, e non è così, perché se poi per quanto bravi possono essere i sindaci e gli amministratori, se non ci sono le figure professionali, cosa che fortunatamente io ho a Valdobbiadene, però ho bisogno anche del ricambio nel tempo, negli anni, quando il personale va in pensione, se non ci sono dei bravi funzionari nei comuni, è chiaro che poi i servizi sono sempre più scadenti. Insomma, dobbiamo lavorare su tutti i settori, dal pubblico al privato. 360 gradi. Partendo magari dal pubblico, dando l'esempio nel pubblico, perché si parla tanto, insomma, ci si affida al privato perché possa dare la possibilità ai ragazzi, anche come retribuzione, opportunità migliori, ma se l'esempio non viene dato dal pubblico, insomma, non possiamo sperare sempre solo nel privato. Parlo delle difficoltà di manodopera anche del sabato e la domenica, che colpisce anche Valdobbiadene come ne abbiamo città. parlato prima. Ho sentito prima, questo vale anche per Valdobbiadene. È difficile lavorare di sabato e domenica, soprattutto per i ragazzi, c'è manodopera giovanile richiesta. Se le retribuzioni fossero più alte sicuramente sarebbe più facile, però non dobbiamo colpevolizzare solo il privato se ha gli stipendi bassi, quando il pubblico per primo non dà l'esempio, il pubblico in generale, naturalmente. Dobbiamo fare un salto di mentalità. Io credo che siamo rimasti arretrati, l'opinione che ho io a livello nazionale, perché ci siamo sempre vantati di essere il paese del Made in Italy, della creatività, della professionalità, delle capacità, quindi confidando sempre che la qualità dell'ingegno italiano sopperisse poi a tutto il resto. No, ci vuole, insomma, l'ingegno deve essere accompagnato da un tessuto insomma, economico produttivo che possa... Bisogna fare squadra con tante realtà, questa è la verità. E non solo sperare nel Messi, nel campione che porta avanti, no, la squadra. Ma lo dicono anche i primari: io sono bravo ma ho bisogno della squadra, da solo non darei da nessuna parte, perciò dall'anestesista, il primo infermiere, il secondo infermiere e tutto quello che segue. Esatto. Allora andiamo a vedere, visto che i sindaci sono in pole position, specialmente negli ultimi tempi, andiamo a Trieste e vi porto a vedere purtroppo di piazza, chiusure serali, piazze a rischio. Andiamo a sentire e a vedere cosa sta succedendo a Trieste. Tutti gli esercizi pubblici chiusi alle 23:30. Con un'ordinanza il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, colpisce duro le attività di Piazza Perugino e Garibaldi per impedire la somministrazione di bevande alcoliche a tutte le ore della notte e scongiurare il pericolo di risse e accoltellamenti. L'ordinanza, che sarà valida dal 1 agosto al 14 settembre, agirà in un perimetro che abbraccia Viale D'Annunzio, Largo Mioni, le vie Limitania, Donadoni, Matteotti, Manzoni e Pascoli, fino alle vie Conti, Gambini, Sette Fontane, Raffinerie e Ghirlandaio, grazie ai costanti servizi della nostra emittente, focalizzati soprattutto su ciò che avviene ogni notte in Piazza Perugino. Scatta il giro di vite, anche con più controlli di polizia e carabinieri, unitamente a quelli degli agenti della polizia locale. Ma cosa prevede l'ordinanza sindacale? Multe da 500 a 4.000 euro per i locali che non rispettano la normativa. Parliamo di ogni esercizio pubblico, come bar e attività artigianali, quindi anche pizza al taglio e kebab. Già dalle 22, inoltre, vigerà il divieto di girare in strada con bevande in contenitori di vetro o lattina, che potrebbero essere usati come oggetti contundenti. Pena, sanzione di 100 euro. Un sospiro di sollievo per i residenti di Piazza Perugino, che da anni passano le notti insonni a causa non solo degli episodi violenti, ma anche per urla e schiamazzi, per un costante disturbo della quiete pubblica. Basterà questa disposizione a dare il respiro alle piazze più problematiche di Trieste? Intanto, mercoledì notte in via Sette Fontane c'è stata l'ennesima rissa fra 5 persone davanti a un locale. I protagonisti dell'episodio avevano appena finito di consumare alcolici in Piazza Perugino e si sono diretti più giù in via Sette Fontane, continuando a bere alcolici fino all'esplodere della rissa. All'arrivo di 2 pattuglie dei carabinieri, i 5 si sono dileguati. Abbiamo fatto col prefetto, col questore e col mio comandante dei vigili, questa volta controlliamo bene. Ci sarò anch'io. Controlli rafforzati con il sindaco in testa per verificare che le regole vengano rispettate, che non scorra neanche una goccia di alcol dopo le 23:30, ciò che di fatto favorisce comportamenti violenti. È il commento del primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza, riguardo all'ordinanza che prevede dal 1 agosto al 14 settembre la chiusura dei locali pubblici tra le piazze Garibaldi e Perugino. Non ne possiamo più, insomma, abbiamo delle
delle situazioni molto gravi, allora prima che vadano ad aggravarsi abbiamo preso dei provvedimenti e credo che piano piano dobbiamo eliminare. Questa gente qua è ospite in Italia e devono comportarsi secondo le nostre leggi e seguire le nostre leggi, non possono girare coi coltelli e sentire quello che leggiamo sui giornali ogni giorno. E poi il tema dell'abuso di alcol a tutte le ore della notte. Difatti gliel'ho tolto e adesso vediamo. Poi il sindaco ha fatto una battuta sulla situazione in cui versano i locali di Casa Malala. Casa Malala, tutta sporca, piena di stracci, eccetera, e quelli sono seduti là e dategli una scopa, un secchio che cominciano a mettersi a posto dove vivono, tanto per dirti, no? Ma non so io, abbiamo perso la voglia di fare, cioè facciamoli fare, quelli sono ospiti e si devono comportare da ospiti innanzitutto e facciamoli lavorare. Allora io vorrei sentire anche un'opinione del professor Cortellazzo su questa realtà che viviamo. Noi parlavamo di trevisani nel mondo, i nostri diversamente giovani, che sono stati giovani anche loro, ma mai si sarebbero pensati di avere certi atteggiamenti, di provocare in questa maniera. Cosa è successo, professor Cortellazzo? Ma questo non lo so, io sono abituato a parlare delle cose di cui ho una competenza specifica e non di quello che so per sentito dire, quindi mi trincero dietro un no comment perché proprio non ho come persona lei uscirà, dei figli, vive un momento che è un po' particolare, ha paura, adesso parlo anche all'uomo Cortellazzo, al papà Cortellazzo, c'è un clima di aver paura oppure c'è qualcosa che è andato oltre il limite ma si potrebbe rimediare? Ecco, penso da cittadino anche lei come tutti noi. Guardi, io a Padova abito vicino alla stazione e non ho assolutamente paura. Devo dire che ci sono episodi perché appunto chi vive fuori casa in situazioni precarie poi può avere appunto atteggiamenti come quelli che sono stati visti, ma la mia esperienza è che diciamo noi puntiamo gli occhi su episodi che ovviamente esistono e li ingigantiamo. Ecco, c'è una cosa nella dichiarazione del sindaco di Trieste che non mi piace, cioè questo insistere che sono ospiti, come se fosse che siccome loro sono ospiti devono rispettare le leggi e noi no. Qui è chiaro che lui voleva dire il contrario, però io credo che tutti i cittadini che siano nati in Italia, che provengano da altre regioni, devono rispettare le leggi, punto. Ospiti o non ospiti, nativi o non nativi. Viviamo in una comunità che ha delle regole per garantire tutti. E quindi a volte diciamo episodi di delinquenza, di disturbo della quiete pubblica eccetera lo fanno anche gli italiani, quindi io direi ecco, il concetto di ospite è proprio secondo me concettualmente e semanticamente sbagliato. Ecco, sentiamo anche come commenta il sindaco Luciano Fregonese, anche lui oltre come sindaco, come cittadino, perché anche voi vivete il territorio. Ecco, questi esempi che vediamo, forse abbiamo alzato troppo l'asticella, sì ci sono, ma io parlavo prima col sindaco Fregonese, pochi che tengono in ostaggio forze dell'ordine, vigili, cittadini. Non si può sentire una persona diversamente giovane che dice ho paura di uscire alle 17 a portare fuori le immondizie, perché non è vero, come dice il professor Cortellazzo. Per carità dobbiamo stare attenti, però dire che c'è un clima di alta tensione, di paura è ben diverso. Prego. Allora io faccio sindaco di Valdobbiadene, che è una piccola comunità di 10.000 abitanti e quindi certe problematiche delle città, soprattutto capoluogo, non le affronto. Ma devo dire che alcuni episodi sono accaduti sporadici, soprattutto durante il Covid, nella fase finale del Covid, dove c'erano momenti di tensione soprattutto nei giovani, e devo dire che quello che ha fatto la differenza nel caso di Valdobbiadene è stato il prontissimo intervento dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Allora, ci sono delle valutazioni assolutamente complesse da fare che attengono anche, diciamo, a aspetti psicologici e sociologici complessi. Quello che sicuramente posso dire è che laddove
ci sono le forze dell'ordine, gli interventi delle forze dell'ordine che nella maggior parte dei casi sono preventivi. Noi abbiamo la fortuna di avere a Valdobbiadene una caserma dei carabinieri e anche dei carabinieri forestali, ed è grande l'attività che fanno di prevenzione, di controllo nelle scuole, fuori le scuole, nei luoghi pubblici. Ci ricordiamo di loro solo quando c'è l'evento e magari calcoliamo i minuti che passano dal momento della chiamata all'intervento. In realtà c'è molta prevenzione e questo deve esserci, perché le regole vanno rispettate da tutti sicuramente. Sicuramente è più facile rispettare le regole quando ad insegnarcele sono i genitori, no, quotidianamente. La famiglia. Io da giovane non mi sarei mai pensato di lanciare una bottiglia, fare una rissa, perché ero sicuro che quando sarei arrivato a casa prima o poi i miei genitori l'avrebbero saputo e me ne avrebbero dati di santa ragione, o comunque mi avrebbero fatto capire in maniera seria, con dei castighi, cosa potevo e non potevo fare. Questo probabilmente in molti ragazzi questo manca. È difficile trovare una compensazione di questa carenza, no, di istruzione vera e propria familiare, e quindi in quei casi bisogna intervenire con le forze dell'ordine anche preventivamente. Condivido la decisione difficile che ha preso il sindaco di Piazza, perché fare un'ordinanza di restrizione di chiusura, immagino che le attività commerciali abbiano protestato contro lui, quindi non sono decisioni che si prendono a cuore leggero, però a un certo punto così bisogna intervenire. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Allora, mi ricollego anche al fatto che è venuto a Padova una settimana scorsa e io purtroppo so che cosa vuol dire avere tutte le notti o quasi tutte le notti l'impossibilità di dormire, perché sta musica che ti viene dentro anche a finestre sarà sto tum tum, perché non è neanche musica, sto martellamento, aver male, oppure persone che devono alzarsi alle 5:30 per andare a lavorare e subire e vieni sbeffeggiato, forze dell'ordine non hanno mai pattuglie e comunque anche se vengono ti rispondono che non hanno gli strumenti per misurare il volume del rumore quando bastano le orecchie, perché se sto rumore ti fa scoppiare la testa non che vuoi tanti strumenti. Quindi poi sfocia, per fortuna è successo solo quel fatto per il momento, questa tragedia. Quindi bisognerebbe che veramente tutti noi avessimo un comportamento di rispetto, parola che ormai non si sa più che cos'è. Per quanto riguarda professor Cortellazzo, la zona di Padova e soprattutto zona stazione, non so in quale punto preciso, però io sono cresciuta in zona, dico anche il nome, via Scrovegni, che veramente potevi, visto che avevo anche gente in ospedale da dover muovermi di giorno o di notte e si poteva veramente vivere benissimo. Non mi dica che adesso, specialmente per le donne, ci si può muovere, ma già di giorno non per niente, che hanno messo dei cancelli di ferro che non può neanche attraversare i condomini, cioè è diventata una zona veramente da paura, perché a muoversi tra gente fatta, parliamoci chiaro, tra gente ubriaca, tra spacciatori e ladri, non è che è tanto simpatico. Fortuna lei che non ha paura, ben venga. Sul fatto degli ospiti, sì, perché io credo che hanno veramente un dovere in più, perché se io sono a casa mia magari posso anche rompere una sedia che ho acquistato e pagato io, tanto poi me la ricompro, ma se io vado ospite in casa di un'altra persona non gli posso rompere quella sedia, perché né l'ho comprata né l'ho contribuita, poi per carità, ognuno le sue idee. Grazie infinite come sempre Mirella. E grazie a Paola. Allora, visto che abbiamo parlato di violenza, parliamo anche di parole importanti di questo servizio femminicidio, parola dell'anno, che è stata dalla Treccani, che ci ha mandato il professor Cortellazzo. Andiamo a vedere il servizio. Femminicidio è il termine utilizzato per indicare un omicidio in cui la donna viene uccisa da un individuo per motivi basati sul suo genere. Questo è il sostantivo che Treccani ha scelto come parola dell'anno 2023. Il significato di femminicidio è un significato preciso e credo che siano importanti le due componenti. Intanto la componente del legame affettivo e poi appunto del fatto che è un fenomeno che è unidirezionale. Rarissimamente
donne deluse uccidono il maschio con cui hanno avuto un rapporto che magari si è interrotto anche bruscamente, mentre il contrario avviene in misura molto rilevante. Anche chi cerca di sminuire le statistiche non riesce più di tanto, perché è un fenomeno veramente palese. Un termine che ha quasi 100 anni, ma che è entrato di recente nel nostro vocabolario. La prima attestazione è trovata dall'Accademia della Crusca del 1923, poi è caduta in disuso e effettivamente adesso è una parola recente, ma non recentissima, ormai è maggiorenne perché è dal 2001 che ne parliamo. Quindi già questo dice qualche cosa sulla scelta fatta da Valeria Della Valle per la Treccani, cioè di scegliere non una parola sorta dal nulla, ma una parola che evidentemente quest'anno si è ritenuto abbia assunto una significatività, un'importanza da dover essere, diciamo, riconosciuta con questo titolo di parola dell'anno. La scelta della Treccani apre poi ad una riflessione più ampia di come le parole e la lingua possono avere un ruolo importante nell'abbattimento delle barriere legate alla questione del genere. Questo è un tema delicatissimo che riguarda un po' tutto il peso che la lingua ha nella creazione del pensiero che ha o non ha. Io su questo mi mantengo prudente perché non sono neppure particolarmente competente, è l'antropologia che sa dire meglio queste cose. Però certamente riflettere sugli usi linguistici che ci sono stati tramandati per capire che cosa, diciamo, nascondono, che cosa hanno dietro, credo che sia un elemento importante per vedere anche più chiaro sui nostri atteggiamenti, in questo caso nei confronti del ruolo della donna nella società, del rapporto maschi-femmine e anche della violenza che in genere va in una sola direzione, cioè dai maschi alle femmine, è rarissimo il contrario. Allora, professor Cortellazzo, dopo averla sentita, ecco, purtroppo questa parola è entrata nella Treccani, le statistiche con i numeri che hanno, non si sbaglia, purtroppo, dico io. Ecco, come ci saluta, professor Cortellazzo? Come vuole che saluti? Diciamo questo, che osservare la lingua a volte è molto interessante proprio perché è uno spiraglio, per così dire, per vedere temi emergenti nella società di un determinato periodo. In fin dei conti, quando sono stato intervistato quella volta da Valentina Visentin sulla parola femminicidio, poi abbiamo parlato di varie cose, cioè del perché una parola si consolida in un determinato momento. Non è mai un caso, non è mai una moda, è perché c'è una spinta sociale dietro che la fa emergere. Quindi osservare la lingua può essere un modo, uno dei tanti modi per osservare lo sviluppo della società. Grazie al professor Michele Cortellazzo che è stato con noi. Invece sentiamo come ci saluta il sindaco Luciano Fregonese. Abbiamo aperto con questa bellissima camminata, con queste persone che hanno voglia di socializzare, stare assieme. Abbiamo visto tante età, abbiamo visto famiglie, bellissimo. In seguito cosa farà? Si continuerà, sindaco Fregonese? Sì, si continua. Giovedì prossimo facciamo Pianezze. Pianezze a 1070 metri di quota. Se è bel tempo vediamo la laguna di Venezia, insomma, sarà una bella camminata sicuramente, si va avanti e ci fermiamo il 15 agosto, Ferragosto, insomma, poi riprenderemo il 22, l'obiettivo è di andare avanti fino a ottobre, poi con l'autunno magari fosse preferibile cambiare giorno e orario, vedremo come fare, ma sicuramente andiamo avanti. Ecco, voglio dire che forse una cosa che mi è venuta in mente adesso, il bello di queste camminate è che ci sono ragazzi dai 7 e persone fino agli 80 anni e c'è lo scambio generazionale, sono cose che forse aiuterebbero a ridurre questi fenomeni, no, di microcriminalità. So che sono cose impossibili da fare, però se nelle piccole comunità possiamo fare queste cose abbiamo, come dire, un futuro positivo. E vi saluto invitandovi e invito anche te uno dei giovedì, quando avrai tempo di venire a Valdobbiadene e fare una passeggiata e un'oretta in compagnia. Il 29 verrò perché porto sulle fragilità
andiamo alla Gipsoteca di Possagno, poi arriviamo a vedere le colline del Prosecco, visitare qualche bellissima cantina, perché queste fragilità hanno bisogno di vivere la quotidianità che noi abbiamo la fortuna di vivere, magari loro no. E allora ci vedremo il 29 agosto. Grazie. Volentieri, anzi invito anche i miei concittadini a essere con me, a portare il saluto e stare un po' di tempo assieme a voi. Grazie al sindaco Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, terzo mandato, civica centrodestra, vuol dire che ha seminato bene e adesso sta raccogliendo, questa è la verità. Grazie, pubblicità. Presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Stefano Franceschin, presidente Associazione Amici di Diego di Conegliano, assieme a Simonetta Monego, volontaria. Perché la figura femminile? Perché nel mondo del volontariato abbiamo queste figure femminili di donne che, nonostante tanti problemi familiari, economici, dedicano del tempo anche al mondo del volontariato e arrivano sempre con il sorriso, con un sorriso che fa sperare in un futuro migliore anche per il mondo del volontariato, coinvolgendo delle volte figli, amici se possono, ma sempre con una grande fatica. Vediamo se è collegato anche da Bergamo Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente Associazioni Ragazzi on the road. Grazie Alessandro di essere qui anche tu, visto che parliamo di volontariato e di giovani, vedremo anche dal tuo osservatorio cosa ci racconterai. Allora, Stefano Franceschin, presidente Associazione Amici di Diego, spieghiamo chi è questa associazione, cosa fa, magari per chi non la conosce, prego. Mirella, intanto grazie dell'invito. L'Associazione Amici di Diego è un'associazione che è nata nel 2007, quindi da parecchi anni. Io l'ho presa nel 2012, ho preso la presidenza e dal 2012 la sto portando avanti grazie ad un aiuto del direttivo, che siamo composti da 5, quindi ho Fabio Magagnin, così li nomino tutti, Irnerio Piai, Maura Bertagnin e Mauro Giacomini. Che salutiamo. Allora. Che salutiamo tutti quanti. Chiaramente li avrei portati, ma non era poi così semplice. Prossima volta. Certamente. L'Associazione Amici di Diego nasce con uno scopo ben preciso di portarli a correre. Questi ragazzi sono ragazzi in carrozzina, disabili, quindi la possibilità di portarli nelle corse, parliamo di corse ufficiali, quindi maratone, mezze maratone, tutte gare che normalmente fa un atleta, tra parentesi, chiamiamolo normale, anche se non mi piace la differenza tra la normalità e la non normalità. E quindi è uno scopo di volontari e di ragazzi che portiamo queste persone ad avere quell'ora, quelle 2 ore o quelle 4 ore, come quando facciamo la maratona, avere un po' di serenità, di gioia per loro, ma soprattutto per le famiglie. Allora, ti ringrazio Michele di queste parole che hai detto, che sono fondamentali. Quello che io sto cercando di far capire è di far fare a queste realtà, che sono fragilità, perché hanno delle fragilità, io li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, ma sono persone fantastiche, di far vivere loro la quotidianità. Io vedo, Michele, Stefano, vedo tanti tavoli, sempre tavoli, ma alla fine queste fragilità rimangono là, ferme, immobili. Se non ci fosse questa associazione, la tua e altre associazioni che cercano invece di far capire che la quotidianità è diversa, vuol dire socializzare, vuol dire incontrare altre persone, vuol dire fare le stesse cose che facciamo noi, magari in maniera diversa, con l'aiuto, ma farle. Però si fa fatica. Perché si fa così fatica a far capire invece agli addetti ai lavori? Io ho detto a qualcuno, scusate, può anche cambiare lavoro se vede che non c'è lavoro adatto a te, certo. Perché questi ragazzi hanno bisogno invece di vivere la quotidianità. Loro ti ringraziano quando fai questo. Prego Stefano. Allora io non capisco il perché, nel senso che sembra che le persone vedano la parte disabilità come sia una cosa al di fuori che sia un altro mondo, che sia una persona diversa. E quindi lo vedo, lo constato in tutte le cose. Allora, premessa, quando entriamo nelle corse è bello che gli atleti si spostino, c'è l'applauso delle mani e ci fanno mettere in prima fila. E questa è una cosa che già ti riempie il cuore, e riempie il cuore sicuramente ai familiari e ai ragazzi che sono davanti. Quello che noto invece è quando, non so, devi andare al ristorante, organizzi per 20 ragazzi e 50 famiglie, e 50 genitori, c'è sempre questa perplessità.
di chi si siede a fianco, come sia una cosa che è al di fuori dell'altro mondo. E pensavo e speravo che negli anni, perché questa cosa c'era tantissimi anni fa, io ho comunque 50 anni, quindi mi ricordo che come erano visti i disabili negli anni 80-90, posso capirlo forse in quell'epoca. Se ti ricordi come li chiamavamo, mi ricordo, mongoloidi, handicappati, tutta una serie di cose, e al giorno d'oggi ogni tanto lo sento e non mi piace perché non è... Bravo. Non è un termine. Allora sentiamo anche Simonetta Monego, che lei è molto timida, ha detto ma io sarò semplicissima. Ecco, perché volontaria? Ecco, quando è scattato questa voglia di dire anch'io devo mettermi in gioco, devo aiutare queste fragilità, devo supportare qualcosa, lo posso fare, la famosa goccia nell'oceano, Simonetta? Allora, diciamo che io ho conosciuto questa realtà grazie a Stefano. E quindi diciamo che è stata la mia prima esperienza e la mia convinzione era di essere io a dare qualcosa a questi ragazzi, in realtà è esattamente il contrario, perché è vero che c'è dietro un impegno grande, però quello che uno si porta a casa alla fine di queste giornate è tanto, è davvero tanto. Sono loro che ti riempiono veramente proprio il cuore. Io penso sempre che i veri disabili non sono loro, ma sono altri. Anche perché, Simonetta, la prima cosa che noto quando io li incontro, li vedo anche per la prima volta, loro, se anche non ti conoscono, la prima cosa che fanno, ti sorridono e ti abbracciano. Verissimo. È la prima cosa che fanno. Tu sei sconosciuto al massimo, eppure loro aprono le braccia, ti baciano, loro ti abbracciano, ti accarezzano. Sì. Ma vi rendete conto, come dice Simonetta, forse chi non l'ha provato, noi l'abbiamo provato, perciò sappiamo, Simonetta, di quello che parliamo, ma quanto ci riempie e diciamo quanto fortunati siamo a vivere queste emozioni, perché loro sanno emozionarci e noi emozioniamo loro quando facciamo un bel gesto. Sentiamo e conosciamo anche Alessandro Invernizi, un'altra importante associazione, fondatore e vicepresidente Associazioni Ragazzi on the Road di Bergamo. Prego Alessandro. Grazie Mirella, buongiorno anzitutto a tutti voi e grazie del rinnovato invito. Sì, io parlo da Bergamo, dove è nata questa esperienza educativa 17 anni fa, abbiamo già avuto modo e occasione di poterla raccontare, di poterla illustrare. In altri termini, noi educhiamo, come dice il nome stesso, i ragazzi on the road, sulla strada, e credo che l'impegno comune anche dell'associazione che avete presente in studio sia davvero quello di poter anzitutto donare che cosa? In questo caso un'esperienza reale, senza filtri ai giovani. Si parlava prima di giovani, di comportamenti anche scorretti. Ecco, io credo che l'arma, tra virgolette, da utilizzare sia veramente quella dell'educazione, quella della prevenzione e non quella della repressione. E come si fa a far rendere conto ai ragazzi di quelli che sono i comportamenti sbagliati, di quelle che possono essere ovviamente delle situazioni che creano disagio, disturbo alla quiete pubblica, piuttosto che purtroppo addirittura delle tragedie come sulla strada? Mettendoli nei panni di chi opera, di chi vive questo, quindi dei soccorritori, delle forze dell'ordine, delle polizie locali. Ecco, noi speriamo presto di poter portare anche nei vostri luoghi, attraverso anche alla sensibilità di Romina Ceccato, che permettetemi di salutare, questa madre che ha perso, come lo sapete, un figlio in un incidente stradale. Ecco, insieme a queste famiglie, a chi oggi piange queste vittime, di poter dare loro speranza nel vedere giovani che educano giovani che imparano attraverso un turno in pattuglia, in ambulanza, piuttosto che appunto li portiamo sugli incidenti. Certo che è forte, ma fino a quando non si rendono conto dei rischi, delle conseguenze, ecco, probabilmente non comprendono, non capiscono. E quindi ecco, questa è la missione dell'associazione Ragazzi on the Road. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato Stefano Franceschin, perché è un video molto importante che fa capire l'impegno, il sacrificio, la passione, ma soprattutto questa quotidianità che fanno vivere a queste persone che sono in carrozzina. Andiamo a vedere. L'altro giorno abbiamo visto un filmato, non so se l'avete visto, dei nonni al mare. L'avete visto?
No? No. Ah, guarda, una roba da brividi. Grandiosi gli amici di Diego! E anche per loro che siamo qui questa sera. Grandiosi gli amici di Diego! E anche per loro che siamo qui questa sera. Lasciamo arrivare la medagliale. Sono divertiti. Meglio, sì, perché anche l'arrivo di quella corsa. Allora, sentiamo come Stefano Franceschin commenta questo video, che fa capire quanto sacrificio, quanto impegno, ecco, ma soprattutto la gioia di vedere il sorriso, di vedere queste persone che finalmente riescono a staccare la spina e vivere la quotidianità. Sì. Prego, diciamo Stefano. Che ogni corsa è una corsa particolare, nel senso che ogni corsa ha un suo perché e ha una sua festa. E il divertimento è chiaro che, come avete visto dal video, dalla partenza all'arrivo c'è l'incitamento del pubblico, dei genitori che chiaramente sono emozionati nel vedere questo, e l'emozione degli atleti, perché poi, l'ho detto anche l'anno scorso, l'arrivo di Venezia per esempio è uno dei migliori arrivi, è una corsa fantastica, e arrivare passando per Piazza San Marco è una cosa particolare. Emozionante. È emozionante, ma per gli atleti principalmente, sicuramente per il ragazzo che c'è su, però per gli atleti è una cosa molto emozionante. E ho avuto nuovi atleti a correre con noi e mi ha ringraziato, perché è una cosa che Senti, gli è molto, Stefano, molto ma da piaciuta. dove parte questa idea? Da dove inizi a capire che forse anche tu, come Simonetta, hai deciso di fare qualcosa per gli altri, di dare del tuo tempo per aiutare certe fragilità? E io ho preso in mano questa situazione per sbaglio, nel senso che non era una cosa voluta, e non correvo all'epoca, e è stato un caso. Il vecchio presidente che lasciava la presidenza, che era Giuseppe Penso, era un ispettore capo della polizia di Conegliano, mi ha chiesto se volevo prendere in mano questa situazione. Gli ho detto: guarda, Beppi, perché per noi era Beppi, è ancora, perché è vivo, ma nel senso era Beppi, e gli ho detto: guarda, io non corro, ma non c'entra, tu sei la persona probabilmente giusta, perché ha quel carattere che sa mettere a posto determinate cose, ma sa anche mandarti a quel paese se serve, perché so di avere un carattere difficile, però sono sempre comunque coerente e giusto su quello che faccio. Cerchi di tenere la barra dritta. Cerchi di tenere la barra dritta, perché non è semplice gestire una famiglia allargata, perché è una famiglia allargata, e quindi con fragilità, e cercare di comportarsi nella stessa maniera per tutti quanti e accettare, nel senso buono di accettare la parola, tutti quanti, senza nessuna distinzione, e senza perché tu sei meglio, l'altro è meglio, tu sei peggio, quindi non è stato semplice. E non pensavo di prendermi a cuore così questa cosa, perché poi è ormai il terzo mandato, siamo anzi al quarto, a dire la verità, e quindi non è semplice. Vedo che comunque non è neanche semplice trovare poi chi ti possa sostituire. Però penso che quello che ha detto Simonetta, Stefano, sia molto importante. Quando entri, quando ci sei dentro, forse è là la passione che arriva, ecco, questo attaccamento a questa associazione, perché la vivi, perché senti, perché ti emoziona, perché sai che non sprechi del tempo, ma anzi guadagni proprio del tempo importante che è l'emozione. Simonetta, ma come mai facciamo così fatica a trovare i giovani, secondo te? Ecco, queste figure che mancano in tante associazioni di volontariato, quasi tutti sono disperati perché mancano i giovani. Ecco, dal tuo punto di vista, cosa si potrebbe fare per intrigarli di più? Io penso che sia una cosa che ti deve venire da dentro, perché è difficile al giorno d'oggi trovare del tempo da dedicare agli altri, perché siamo sempre presi da una frenesia assurda, e quindi ritagliare del tempo per qualcun altro è difficile. Però non pensi, Simonetta, che forse
Per carità, si può fare anche la lezioncina in classe 2 o 3 volte all'anno, ma io sono convinta che forse dobbiamo prenderli per mano e portarli a vedere le realtà, a farli toccare con mano, a farli diventare protagonisti, perché loro vogliono essere protagonisti. Sono stanchi della lezioncina, noi siamo questi, facciamo questo. Loro vogliono essere loro i protagonisti e possono scegliere. Ecco, educazione civica uguale associazionismo, vedere veramente le realtà del territorio, fargli toccare con mano e poi possono scegliere. Siamo talmente in tanti, possibile che nessuno di queste associazioni li coinvolga in intriga? Cosa pensi di farli partecipare di più attivamente? Io penso anche che anche il discorso di approcciarsi con dei ragazzi disabili sia ancora visto un po' difficile, però quello che forse non capiscono è che nel momento in cui entri in queste associazioni diventa tutto più facile, più bello. Sì. Sentiamo anche cosa ne pensa Alessandro Invernici, invece questa associazione è fatta di ragazzi giovani. Prego Alessandro. Per ciò che fa questa associazione, a me viene in mente un po' quando i nostri giovani scoprono perché si finisce su una carrozzella, magari in conseguenza di un incidente, di una tragedia dove magari appunto tu sei rimasto sulla sedia a rotelle. Ecco, noi siamo un po' in controtendenza, devo dire, siamo fortunati, ma non abbiamo la bacchetta magica. Noi probabilmente cerchiamo di tendere la mano a questi giovani rendendoli protagonisti e proponendo loro delle esperienze adrenaliniche, no? Appunto non solo lezioni in classe, ma l'educazione civica presa sul campo attraverso la realtà. Ecco, io credo che questo vivere attivamente, questo invito, ecco, serve un invito, cioè i giovani devono essere coinvolti, ma se soprattutto sono ragazzi della loro età che avvicinano, io spero un domani di poter avvicinarli anche alla vostra realtà associativa, no? Perché magari tra questi amici c'è qualcuno che appunto oggi è in quella condizione per uno schianto, per un'imprudenza, piuttosto che per una tragedia subita. Ecco, allora io credo che serva sempre più, no, andare nella direzione di un coinvolgimento. Sono d'accordo con te, Mirella, cioè non ci si può lamentare se mancano i giovani, se non li si chiamano, se non li si coinvolgono, se non li si prendono per mano, se non si offre loro un'opportunità. Ecco, noi nel nostro piccolo da 17 anni riusciamo e poi sformiamo quelli che sono dei giovani che educano giovani, quindi dei ragazzi che si impegnano per altri ragazzi. Abbiamo il 18enne che educa il 17enne. È bellissima questa cosa, a fianco delle polizie locali, sulle ambulanze, insomma vivono esperienze forti che poi rimangono per tutta la vita, così come ad esempio essere formati all'utilizzo del defibrillatore. Quindi, se mi permetti, inviterei anche dal canto nostro a chi volesse vivere questa esperienza, da qui l'invito appunto a planare sulla pagina Instagram o sui nostri social di Ragazzi on the Road e di potersi candidare. Noi riceviamo una 50ina di candidature spontanee da tutta Italia, molte anche dal Veneto. Allora Alessandro, un'altra cosa però importante da dire è che c'è troppa superficialità nel mettersi alla guida, vuoi che sia una macchina, vuoi che sia una motocicletta, un motorino, una bicicletta o anche a piedi, siamo molto superficiali, non rispettiamo i segnali stradali, non rispettiamo la velocità. Ieri c'è stato un altro incredibile incidente sulla tangenziale qui a Silea con un motociclista morto, non vi dico il caos che è successo, cioè non è possibile che dalle 3 alle 7 di sera, è successo alle 15 l'incidente, alle 7 di sera era ancora tutto bloccato, strade bloccate, esodo estivo, un disastro completo. Perché? Perché come infrastrutture siamo molto carenti. Abbiamo ancora le strade da carretti e cavalli e poi ci lamentiamo e parliamo del ponte di Messina o da altre realtà che veramente non servono, invece di vedere nel territorio cosa veramente serve. Però nonostante tutte queste morti, questi infortuni, perché poi giustamente tante persone poi finiscono in sedia a rotelle, questa è la verità, non si riesce a capire l'importanza di guidare proprio
proprio con sicurezza, di mettersi alla guida in stato veramente, anche adesso con questo caldo, non si può guidare alle 14, alle 15 del pomeriggio con 40 gradi, cioè è impossibile, un colpo di sole, un giramento di testa. Cosa dici, Stefano? Ecco, anche tu cosa vedi? Io quando esco al mattino dico, ma cos'è sta storia? Cioè corrono come pazzi. Allora, corrono come pazzi, vedo tanta gente col telefono in mano, e quindi già è una distrazione. Tanti non so cosa pensano, perché il mattino o anche la sera, indifferente poi come la giornata, però vedo tantissimi distratti. E appunto, a volte rimango anch'io perplesso. Io non sono sempre in giro in macchina perché lavoro internamente, a parte qualche volta che esco a fare consegne o quello che possa essere, ma vedo veramente sì, gente distratta, corse all'infinito. Anche per venire qua prima ho preso qualche... perché loro fanno sorpassi azzardati o quello che sia, e quindi non lo so, c'è tutta sta frenesia, non c'è tranquillità. Non c'è tranquillità. Eppure ci sono i segnali stradali, i limiti di velocità, guai andare a 30, a 50, a 70. Cioè cos'è questa, come diceva Alessandro, come diceva Stefano, questa frenesia, questa aggressività, questa superficialità che invece tutti assieme quando guidi un mezzo diventa veramente una bomba a orologeria. Prego Alessandro. Credo che la strada che insomma noi vediamo è essere efficace e agire sulla consapevolezza. Cioè fino a quando non ti capita quella cosa, fino a quando non succede a te, o fino a quando non sei toccato, no? Fino a come voi fate, no? Di portarli, di quasi mettersi, calarsi nei loro panni. Ecco, io credo che bisogna sempre più agire sulla consapevolezza, come attraverso l'educazione sul campo, cioè voi li invitate a correre, a vivere questa situazione direttamente sulla strada, no? Con loro, siete insieme a loro. Ecco, la stessa cosa noi dovremmo fare, quindi invitiamo i ragazzi, i giovani che vogliono e che magari inconsciamente sfidano la realtà, a mettersi proprio alla prova, a provare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Noi diciamo sempre che è un conto arrivare su un incidente, è un conto intervenire su un incidente, no? Quasi quando ti avvicini a un incidente, questi giovani quasi morbosamente fanno partire il cellulare come se volessero, no? Fare il reportage di qualcosa di unico, no? Essere i primi a far sapere che cosa è successo. Beh, è diverso quando scendi da una pattuglia insieme alla polizia locale o arrivi in sirena su un'ambulanza e devi correre per salvare la vita. Ecco, allora la consapevolezza previene la distrazione e i comportamenti scorretti. Ma bisogna puntare su questo, sull'esperienza che salva la vita. Perché le raccomandazioni non bastano. Di prevenzione, Alessandro, il problema è che la prevenzione non si fa e si vuole curare dopo, quando è successo l'incidente, ma è tardi quando è successo l'incidente. Prevenzione vuol dire uscire di casa la mattina ed essere rispettoso della tua vita e della vita degli altri che incontrerai. Questa è la prevenzione, il rispetto del prossimo. Sandra da Padova, vai Sandra, veloce. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Io non volevo emozionarmi stamattina, però vedendo i filmati di questi ragazzi veramente mi tocca il cuore, ed è vero, perché io proprio di fronte a casa mia ho un palazzo, c'è l'associazione per i ragazzi Down, e ogni volta che vedo qualcuno mi abbraccia, mi accarezza, gli chiedo come va, se vuole che gli offra un caffè, sono di una carineria eccezionale. E vedo anche per Padova delle volte in centro storico dei ragazzi che purtroppo sono in carrozzella o sono Down, che ci sono queste associazioni che li accompagnano, che anzi veramente mi riempie di gioia con tutte le cattiverie che ci sono. Poi per quanto riguarda la sicurezza stradale, lì è vero, quando quello che non ti succede in tanti anni può succedere in 5 minuti, e purtroppo dopo uno, forse ragazzo o adulto, si rende conto. C'è un malessere, io credo, la mancanza di
tranquillità e serenità che c'è oggi nell'individuo. Poi è chiaro che ognuno ha le sue paturnie, che può essere la famiglia, può essere il lavoro, i soldi, però forse bisognerebbe entrare proprio nell'animo, nella testa di queste persone, perché delle volte uno guida e pensa magari che deve pagare la bolletta il giorno dopo e la mente è altrove e gli occhi sono fissi, poi il cellulare ha fatto dei danni eccezionali. Grazie Sandra, devo chiudere, se no non riusciamo a risponderti. Ti ringrazio di queste riflessioni che hai fatto a voce alta incontrando anche queste meraviglie. Allora sentiamo come ci saluta anche Stefano Franceschin, presidente di questa associazione Amici di Diego di Conegliano. Avete visto cosa riescono a fare, quanto riescono a divertire, a emozionare. In futuro cosa avete in mente? In futuro, dopo tanti anni che mi frullava nella testa, li porterò a Monaco a fare la mezza di Monaco. Hai capito? Vado a fare la mezza perché la maratona diventa troppo impegnativa essendo in un paese estero. E mi ricollego al discorso veloce, manca la cultura nella guida, perché io quando vado in Austria spesso e volentieri si fermano nelle strisce pedonali, qualsiasi autista si ferma, anzi se non ti fermi senti è già tanto che non ti prendono a volte, nel senso sono molto, vabbè, tolta questa parentesi, io lascio sempre una porta aperta a tutti, nel senso che chi vuole aggregarsi come atleta o chi ha un ragazzo, un familiare che ha una disabilità in carrozzina, perché purtroppo riesco a fare solo quello perché tante volte mi contattano Down o cose del genere, ma non ho un parco fatto anche per loro, quindi ne facciamo soltanto corse. L'associazione è sempre aperta, è sempre aperto un 5 per 1000 per chi volesse poi donare e aiutare nello scopo nostro, che è quello di correre, quindi soldi utilizzati per carrozzine, per materiale medico se serve, o per esigenze familiari che possono avere. E spero sempre che si aggreghi sempre qualcuno in più. Attualmente siamo in 18 ragazzi con una quarantina di atleti. Avete capito? E in previsione altre 3 entrate che dovrò capire come gestirle, perché poi quando hanno 8-9 anni non è sempre semplice, però va bene, in qualche maniera si fa, l'abbiamo sempre fatto, sì, ne abbiamo già 2 di quell'età, quindi non è un problema. Mi fa sempre piacere. Grazie dell'invito. Veramente a Stefano Franceschin. Sentiamo anche Simonetta Monego, volontaria. Ecco, che appello vorresti fare proprio come volontaria alle persone che stanno ascoltando? Ecco, come avvicinarle a questo mondo del volontariato? Tu hai detto una cosa importante, bisogna provare. E quando sei dentro riesci a capire invece l'importanza. Prego Simonetta. Sì. Diciamo che la sua associazione... No, diciamo che è nostra, nel senso che è una famiglia, quindi esatto. Io sono solo un numero su questa famiglia. Ha bisogno di persone, di atleti soprattutto, che si impegnino, perché spingere una carrozzina è uno sforzo fisico non indifferente. Quindi... io li vedo nelle corse perché io non sono purtroppo... Invece di fare a cazzotti, magari se vengono a spingere una carrozzina, forse sarebbe molto meglio, magari farli provare, forse li troveremo molto meno nelle piazze. Bisogna provare, andarli a prendere e farli provare, magari sono anche bravi più di quello che pensiamo. Il problema è che nessuno va a provare, sappiamo solo criticare. Credo che dovrebbero, come per la parte lavorativa, dovrebbero cercare di buttarli dopo la scuola a fare un periodo lavorativo, un periodo di servizi socialmente utili o quello che può essere. Educazione civica potrebbe essere anche questo, o sbaglio? Visto che è stata inserita. Avere anche un 20 giorni per provare un'esperienza diversa. Non sarebbe male. Sentiamo come ci saluta anche Alessandro Invernici. Alessandro, come ci saluti? Assolutamente d'accordo e disponibile a provare, a spingere proprio questa carrozzina. Io non corro, per carità, però i nostri ragazzi che sono ben più giovani sicuramente potrebbero farlo, ma proprio per provare, proprio per poter sperimentare questa dimensione, vedere con i propri occhi, no, le conseguenze e soprattutto parlavamo di incidenti stradali. Io sono assolutamente favorevole a questo periodo che le scuole dovrebbero consentire. Noi abbiamo tante scuole che lo consentono già ad oggi, speriamo siano sempre di più. Ecco, un'esperienza per concludere che aiuta a capire come può essere l'esperienza loro,
loro piuttosto che la nostra on the road, no? Che ogni piccola azione, no? Come indossare la cintura di sicurezza, rispettare i limiti di velocità o evitare, appunto, si parlava dell'uso del cellulare alla guida, può salvare vite, può salvare anzitutto la vita, la tua vita e quella degli altri. Grazie anche a Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente Associazione Ragazzi on the road, di essere stato con noi. Noi ci vedremo il 2 settembre, adesso però leggiamo questa meraviglia che è questo ricordo dei sopravvissuti del Vajont, per non dimenticare e perché qualcuno non sbagli ancora, visto quello che è successo e quello che dicono questi sopravvissuti. Andiamo ad ascoltare queste parole che sono veramente molto toccanti. Grazie. E appunto in questo momento dobbiamo leggere questo libro molto importante, visto che si continua a parlare di dighe, della diga del Vanoia, avete sentito ieri mattina Cristina Guarda. Allora, il caso Vajont, psicologia dell'emergenza. Naturalmente sono testimonianze molto forti, molto importanti, che vale la pena però ricordare. Gino Mazzarana e Micaela Coletti. Micaela: noi vogliamo parlare e che si parli di come noi, sopravvissuti alla tragedia del Vajont, abbiamo vissuto dopo, di quello che ci portiamo e ci porteremo dentro per tutta la vita, di cosa significa perdere in pochi secondi tutto, famiglia, casa, amici, il tuo mondo, trovarti in un attimo sulla luna, totalmente sradicato. Chi non sa cosa si prova a perdere una persona cara? Noi abbiamo perso tutto. Il 9 ottobre 1963 avevo 12 anni, un'età terribile e straordinaria dove diventi adulto. Il 9 ottobre è stato uno stravolgimento totale. Quell'estate un ragazzino mi aveva dato il primo bacio ed ero ancora una bambina. Sapevo ben poco della vita. Dopo quel bacio avevo temuto di essere rimasta incinta. Quella notte o il giorno dopo ebbi le mie prime mestruazioni. Non sapevo che alle ragazze, alle donne, venissero le mestruazioni. Non ricordo bene se è stato quel giorno o il successivo. Ricordo solo che l'infermiera, chiamandomi signora, pensa com'ero ridotta. Ero talmente gonfia che l'infermiera credeva fosse una donna adulta e i primi soccorritori erano convinti di aver estratto una vecchia. Per la paura non bevi nulla. Non mangiavo e non bagnavo solo le labbra per tutta l'acqua che avevo in corpo. Mi chiese se avevo le mestruazioni perché avevano trovato sangue nell'urina e volevano capire se poteva dipendere da lesioni interne. Io le risposi effettivamente, ma non sapevo cosa fossero le mestruazioni. Ero nella confusione più totale. Non sapevo dov'ero, non sapevo cosa davvero mi fosse successo. Ho risposto di sì, pensando che in tal modo non avrei avuto problemi. L'unico ricordo chiaro che ho di quel periodo in ospedale è la visita della principessa di Savoia. Non so bene nemmeno per quanto tempo rimasi in ospedale, credo 2 mesi. Dopo avermi estratta dalle macerie mi caricarono sulla macchina per portarmi all'ospedale di Pieve di Cadore. Ho uno strano ricordo di una mano che sporgeva dalla macchina e teneva fuori qualcosa, e questo qualcosa presumo fosse la sirena. Tutti mi hanno detto che questo è impossibile perché la sirena è il lampeggiante. A quell'epoca potevano averlo solo polizia e carabinieri. Eppure io ho questo ricordo vivo. Sono passati quasi 40 anni ed in tutto questo tempo non ho saputo quasi nulla di quello che veramente successe. È solo da 3 anni che abbiamo cominciato a risvegliarci, a muoverci per capire, per far luce un'ombra lunga quasi 40 anni. Una delle cose importanti dello spettacolo di Marco Paolini è aver provocato anche questo. Il vero problema per noi è che in tutti questi anni nessuno ci ha mai raccontato niente. Tutto ciò che sappiamo è dovuto al nostro lavoro di ricerca di questi ultimi 3 anni. Eppure per noi è importante che qualcuno ci racconti, che faccia luce in quel buco nero, che ricostruisca il legame tra prima e dopo la tragedia. Anche Beppi Zanfron, il fotografo della tragedia, ci ha solo detto che è stato lui a trovarci, ma né dove, né come, né quando, né chi c'era assieme a lui.
Nemmeno adesso ci raccontano nulla. Ho chiesto tante volte ad Aldo Del Col, unico vigile del fuoco volontario sopravvissuto, di raccontarmi di quella notte, ma anche lui non parla perché dice che ho sofferto troppo, che è inutile ricordare. Eppure è un mio bisogno. Sono io che chiedo di sapere. Ho fatto una ricerca all'ospedale di Pieve di Cadore almeno per poter ritrovare la mia cartella clinica, anche perché ho tutta una serie di problemi alla schiena, vertebre lombari schiacciate, il collo dritto, oltre a vari problemi alle ossa. Sono convinta che tali menomazioni siano state causate dal Vajont, che dovrei avere diritto ad un risarcimento, ma non sono riuscita a trovare nulla. Le cartelle cliniche sono sparite. A quel tempo l'ospedale era una casa di cura privata, solo più tardi diventò ospedale pubblico. Mi hanno detto che le cartelle cliniche vengono conservate per solo 15 anni, che poi andarono distrutte. Chi dice bruciate, chi dice al macio, sparite nel nulla. Mi fermo qui e riprenderemo il 2 settembre, quando ritornerò. Spero veramente di aver passato un anno con voi felice, che siate stati contenti, e se avete piacere di vedere ancora Mirella e la trasmissione andranno in onda le repliche. Ciao, al 2 settembre.